Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. E quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Non avevi perso mai. Che non avevi perso mai. Non avevi perso. Tu non avevi perso mai. Elisa. Allora, bellissima questa canzone. Perché la voce del silenzio questa mattina la Mirella ha scelto? Perché abbiamo due ospiti eccezionali. Parleremo di montagne, ma parleremo anche di acqua. Pensate voi questa mattina, perciò silenzio nelle montagne, un'acqua che fa un rumore, ma un rumore quasi di silenzio assoluto quando lei inizia a sgorgare bellissime queste cascate. Questo uomo che non tutti, ma qualcuno pensa di essere il Messia, il re del re, e sta distruggendo l'habitat naturale, questa perla che abbiamo, che è l'Italia, da nord a sud, da est a ovest, ma magari fosse stato per il bene della comunità, per interessi incredibili, con delle cifre astronomiche che andranno nelle tasche di pochi soliti noti. E noi abbiamo i pensionati a 500 euro, gli operai a 1000-1200 euro se arrivano, non abbiamo servizi alle persone, ma non gliene fa fregar di meno. Invece a noi
ce ne frega tantissimo, ne parlo tutte le mattine. Queste mattine ne parlerò con Sergio Frigo, presidente CAI Veneto, Club Alpino Italiano, grazie Frigo di essere qui con noi. E saluto anche da Codognane Sandro Bonet, presidente Piave Servizi. Avete capito perché ho parlato di acqua, importantissimo. Allora io partirei proprio da Sergio Frigo. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno, grazie. Grazie Presidente. Allora Frigo, cosa mi racconta? Com'è la situazione del suo osservatorio, da un osservatorio importante che è il CAI, un CAI che ama l'ambiente, che si spende in prima persona per proteggere anche l'ambiente, che ci mette la faccia, con un mondo del volontariato incredibile. Prego. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Innanzitutto bisogna fare due distinzioni. Si stanno evidenziando gli effetti di cambiamenti climatici, ahimè. Quindi la neve al di sotto dei 1500 metri diventa una cosa rara. Sta diventando una cosa rara anche l'acqua sotto questo punto di vista. Quindi da una parte vi è un effetto di cambiamento climatico e di innalzamento delle temperature soprattutto negli ambienti alpini. Dall'altra parte stiamo osservando che all'interno della stampa compaiono sempre più spesso un assalto, potremmo dire, un assalto alla montagna, nuovi impianti, pista da bob, sì, no, che ci lascia molto perplessi, collegamento Colle Santa Lucia, Passo Giau e tanto altro. Ma se vi è un effetto in atto del cambiamento, perché andare a impattare in maniera pesante sul nostro ambiente montano, che è un ambiente fragile? Nell'ambiente montano vi sono le risorse che fanno funzionare la pianura, perché se abbiamo un sistema montano che funziona, con i boschi, con il drenaggio delle acque, abbiamo un sistema di pianura che funziona perché siamo tutti quanti interconnessi. Se non c'è neve in montagna, in pianura non beviamo acqua. I primi che non bevono l'acqua sicuramente sono le popolazioni della montagna, perché noi abbiamo le falde sotterranee, in montagna invece andiamo direttamente alla fonte, ma poi penso che gli esperti su questi saranno molto più puntuali e precisi. Ecco, quello che ci fa pensare è sempre, noi continuiamo a denunciare, a dire che bisogna prestare molta attenzione a un bene prezioso che è l'ambiente, è un ambiente che noi possiamo spendere, però non possiamo consumare in un eccesso di spesa. Perché un eccesso di spesa? Perché un eccesso di spesa può provocare che di turismo si vive bene, si deve vivere di turismo, però il turismo ha una faccia negativa che un eccesso di turismo può far morire. Vediamo Venezia, però vediamo anche gli effetti che sta provocando, soprattutto a Cortina in questo caso qua, che il prezzo di un appartamento al metro quadrato è di 11.500, 11.600, quindi sono prezzi per persone che vorrebbero vivere magari a Cortina, fare famiglia a Cortina, diventano prezzi improponibili. Questo sta avvenendo, quindi vi è da parte nostra una grande preoccupazione perché tutto quanto si sta muovendo non in maniera organica. Si vede la montagna sotto il profilo di un nuovo luogo dove andare a prendere delle risorse che però questo genere di risorse rapinano la montagna di loro potenzialità che potrebbero essere, noi riteniamo, utilizzate in maniera differente. Noi come associazione ambientalista, noi diciamo le nostre. Ognuno nella società attuale deve avere il suo ruolo. Io continuo a ribadire, le associazioni ambientaliste hanno il dovere, il diritto di criticare, di dire la sua, di porsi all'interno nei tavoli concertativi, se vi sono, per esporre. Ai politici tener conto e ai cittadini valutare.
Molto chiaro e la ringrazio Frigo di quello che ha detto, parole molto importanti. Per qualcuno saranno pietre, perché queste associazioni dovrebbero essere invitate a questi tavoli di concertazione. Ma sapete perché? Perché sanno più di qualche politico, hanno le idee chiare su quello che si potrebbe fare, su quello che non si deve fare, su quello che è l'ambiente. Ma capite bene che questo vuol dire non fare per molti business, non riuscire a fare determinate opere anche infrastrutturali. Io ho avuto diversi sindaci anche del Cadore che sono molto perplessi, ecco come finirà dopo. Però prima di andare da Alessandro Bonnet, che ringrazio, Presidente Piave Servizi, andrei a vedere proprio questo primo servizio, il primo video che ha mandato Frigo proprio sul CAI istituzionale. Andiamo a vedere, prima parte. William Blake, il grande poeta inglese del XIX secolo, scriveva: «Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono». L'alpinismo è una delle espressioni più belle dell'incontro tra uomini e montagne e i club alpini sono la forma organizzata di questo straordinario incontro. Il 23 ottobre 1863 a Torino nasce il Club Alpino. Quel giorno, in una sala del Castello del Valentino, Quintino Sella e altri 5 soci firmano il primo statuto. Quel giorno inizia la grande storia dell'alpinismo italiano organizzato. Pochi anni dopo, nel 1867, il Club Alpino conquisterà l'aggettivo italiano. Appassionati di montagna, il CAI fa una proposta di valori e di approccio alla frequentazione delle terre alte. Una concezione che privilegia la fruizione lenta, non frenetica, dell'avventura. Una prospettiva che fa del camminare e dell'alpinismo strumenti della conoscenza. Una proposta di valori con al centro la responsabilità individuale, la solidarietà, la socialità e l'impegno per la montagna e l'ambiente. Un approccio alla montagna che si traduce in impegno concreto, come per esempio la realizzazione e la manutenzione di migliaia di chilometri di sentieri. Un bene comune che è fruibile solo grazie al costante lavoro volontario di tanti soci. Un patrimonio culturale unico in Italia che il CAI mette a disposizione del Paese. A questo patrimonio si aggiunge quello proprio di altri ambiti di attività, tutti curati dagli organi tecnici e dalle strutture operative dell'associazione. La tutela ambientale, la ricerca scientifica, lo studio e i test specifici sui materiali tecnici utilizzati in montagna e altro ancora. Walter Bonatti, tra i grandissimi alpinisti di sempre, amava dire che la montagna ha il valore dell'uomo che vi si misura, altrimenti di per sé essa non sarebbe che un grosso mucchio di pietre.
Per il Club Alpino Italiano ogni forma d'alpinismo è esplorazione e gli alpinisti sono coloro che, nella pratica, coniugano libertà a responsabilità, accettazione del rischio a senso del limite, esplorazione a rispetto per l'ambiente, per le popolazioni locali e per le loro culture. Chi ama la montagna non può che amare l'avventura, ma l'avventura non è mai priva di rischi. Per Reinhold Messner il fascino delle montagne è dato dal fatto che sono belle, grandi e pericolose. In effetti, senza capacità tecnica, conoscenza dell'ambiente e soprattutto responsabilità, non c'è avventura, c'è solo imprudenza. Alle qui. Allora, stavamo parlando e conversando con Renato Frigo perché mi ha detto una cosa bellissima, che non riesce ad appoggiarsi e guardare giù dal poggiolo, ma è al secondo piano, poi si arrampica e va, incredibile. Allora, Bonnet, cosa mi dice di questo servizio che ci ha portato Renato Frigo del CAI, bellissimo, abbiamo un ambiente meraviglioso, acqua, avete visto neve, prego. Beh, sono immagini evidentemente che sono meravigliose. Io, tra parentesi, sono anche tesserato CAI, pur non essendo un gran scalatore. Ha detto bene Renato Frigo. Sì. E quindi mi sento vicino a questo ambiente, ecco. Poi è logico, noi siamo, come Piave Servizi, azienda del servizio idrico integrato, siamo coloro i quali beneficiano di tutti i prodotti, tra virgolette, uso le virgolette, dell'ambiente. Quindi un ambiente sano, un ambiente protetto e valorizzato è la base evidentemente di tutto il lavoro che noi facciamo poi a valle, perché noi raccogliamo l'acqua, noi la filtriamo, noi la mettiamo nelle tubazioni e la portiamo nelle case e poi una volta utilizzato facciamo in modo di depurarla per restituirla ai corpi ricettori e ai corsi d'acqua. Quindi lavorare per noi all'interno di un ambiente protetto è fondamentale per dare ai cittadini il bene primario che è l'acqua in condizioni di salubrità e garantirne a loro un uso universale, un uso quotidiano. Dico di più, Piave Servizi da quando sono presidente si è impegnata in tutta una serie di attività e anche con una politica aziendale per finanziare tutte quelle iniziative che vanno oltre alla promozione della cultura dell'acqua anche alla protezione dell'ambiente. E non a caso per primi stiamo portando avanti assieme all'Università di Padova e all'Università di Udine 2 iniziative, una per lo studio della protezione delle fonti nella Valle Apisina. La Valle Apisina è la valle, per chi ci ascolta da casa, quella sopra Vittorio Veneto. E l'altra per capire come l'acqua si muove all'interno delle falde. E questa ci consente anche di proteggere da eventuali sversamenti, da eventuali infiltrazioni dannose, quelle che sono le fonti che danno da bere a 350.000 persone nel nostro territorio. Allora, Presidente Bonnet, ieri ho avuto ospite Diotisalvi Perin, Presidente dell'Associazione Imprenditore Piave 2000, il quale è molto preoccupato per la siccità, è molto preoccupato che non si riesce a capire se si faranno questi bacini di eliminazione e soprattutto ha detto che bisognerebbe pulire il Piave in certe zone perché è pieno di rami. Lei come commenta le parole di ieri di Diotisalvi Perin? Allora, l'amico Perin, siamo amici, introduce un tema importante. Faccio una premessa che è necessaria. Noi di Piave Servizi non utilizziamo neanche una goccia di acqua che deriva da corsi d'acqua, ma solo acqua di fonte o acqua derivante da pozzi
sotterranei, quindi non ci occupiamo dei corsi d'acqua. Mi preoccupo della siccità dal punto di vista delle nostre fonti, sì, mi preoccupo. Abbiamo approvato l'altro ieri un piano da 24 milioni di euro che consiste nella ricerca tramite tecnologia satellitare e nell'intervento sul campo per la ricerca di perdite, una ricerca predittiva, cioè che viene fatta prima che le perdite si manifestino, per un totale di 24 milioni di euro, 18 dei quali sono finanziati dal PNRR. E questo è quello che possiamo fare noi per perdere meno acqua. Possiamo fare di più anche, e quindi avere meno perdite, utilizzarne meno. Ricordo che ogni cittadino dell'ambito di Piave Servizi consuma ogni giorno 230 litri di acqua, e rispetto all'Unione Europea sono cifre, la media dell'Unione Europea sono circa 150-160 litri pro capite, vuol dire cifre molto alte ancora di consumo pro capite, quindi dobbiamo lavorare anche nelle politiche, soprattutto sui giovani, per far consumare meno acqua, perché evidentemente ne consumiamo attualmente troppa. E questo dobbiamo per dire quanto che abbiamo riguarda anche degli l'acqua acquedotti potabile. che sono dei colabrodo, non dappertutto, ma in tanti punti. Presidente, bisogna anche dirlo, però, che se fosse fatta prevenzione e investito anche su questo, non sarebbe stato male, visto quello che ci accorgiamo di avere. Prego. Assolutamente, infatti proprio cercavo prima, la prima azione che vi avevo descritto era proprio volta a migliorare la qualità dell'acquedotto e quindi ridurre le perdite. 24 milioni di euro non sono bruscolini, e questi saranno messi a terra nei prossimi 2 anni, quindi non parliamo di fantascienza, sono dati oggettivi. Poi a parte questo tema dell'acqua potabile, quello che mi chiedevi, Mirella, per quanto riguarda i fiumi, do il mio parere da cittadino, da tecnico che si occupa anche dell'ambiente, e dico che sì, va fatta evidentemente la pulizia, però io tengo sempre a mente una massima che usava la Repubblica di Venezia, che si occupa di acqua, di corsi d'acqua in genere, solo chi ne ha titolo, perché quando si mette mano all'acqua basta spostare un sasso a Susegana per creare un problema a Cortellazzo. Cioè basta spostare un sasso nel corso del Piave a Susegana per creare un problema poi a Cortellazzo. Quindi è logico che, essendo dei problemi complessi che sono concatenati, vanno valutati in maniera organica e vanno valutati soprattutto da persone che ne hanno la competenza. Quindi io, non avendo delle informazioni che sono esaustive, ti dico che le pulizie dei fiumi è evidente che vanno fatte, perché sennò vediamo annualmente delle esondazioni che evidentemente dipendono sì dal cambiamento climatico ma anche dalla cattiva o mancata manutenzione, però vanno fatte in maniera seguite da persone che ne abbiano la competenza. Però, Presidente, mi scusi, devo correre purtroppo, perché sennò non ce la faccio, ma sono domande che devo assolutamente fare. Ma non è che facciamo come stanno dimostrando adesso gli agricoltori, la filiera, che abbiamo troppi enti? Tutti si preoccupano e devono fare tutto, alla fine il cane di 7 padroni muore di fame. Non è che forse è il parco, è l'ente, è il genio civile, cioè alla fine poi con la burocrazia che abbiamo succede poi quello che succede, che rimane tutto fermo. Cosa ne dice, Presidente Frigo? E dai, e passa uno, e passa l'altro, ognuno con buona volontà, ma alla fine poi nessuno muove niente. Sicuramente alcuni percorsi devono essere più snelli. Sicuramente vanno trovate delle strade che permettano che vi sia una riduzione sotto questo punto di vista degli enti. Concordo con quello che ha detto il Presidente, ovvero dire che la gestione dell'acqua deve essere una gestione professionale e non fatta una gestione di pancia, perché altrimenti corriamo il rischio che ognuno vada via per la propria strada. L'acqua è un bene comune, è un bene enorme, ragioniamo sempre questo. Il nostro emisfero, il mondo, ha il 70% d'acqua, 70% è acqua.
Però Noi siamo fatti d'acqua. noi siamo fatti d'acqua, però solamente il 2,5% è acqua dolce. Però di questa acqua dolce l'1% è acqua potabile. Pensiamo a questo aspetto qua. Non è poi così semplice come capita in maniera semplicistica, ma abbiamo il mare, dissaliamo. No, perché un metro cubo di acqua di mare dissalata costa intorno ai 4,5 euro. Quindi a costi enormi, poi non si sa dove buttare il residuato. Ma al di là di questo, quindi In l'acqua... altri paesi lo fanno, ad esempio in Marocco. Sì, ma basta andare in Marocco per accorgerci che per loro l'acqua è un bene preziosissimo. Per noi l'acqua è un bene che non abbiamo ancora capito il valore di questo bene. Giustamente il Presidente ha detto in maniera corretta che bisogna sensibilizzare le persone affinché vi sia una riduzione del consumo d'acqua. Noi nei rifugi questo lo tentiamo fare, perché in 17 rifugi del CAI vi sono problemi di approvvigionamento dell'acqua. Quindi magari qualche doccia in meno riusciamo a fare. Non vogliamo ovviamente che le persone rimangano odorose da rimanere sotto vento quando ci passano vicino, però indubbiamente ci possono trovare dei sistemi che riescono a convincere le persone che l'acqua è un bene prezioso, che non è un bene infinito, che bisogna tutelare, che va tutelato come l'ambiente, va tutelata anche l'acqua. Però sto mordendomi la lingua, ma do la parola al nostro Rinaldo da Venezia perché mi sorge sempre un dubbio e poi ve lo spiegherò. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, mi vado in montagna da 70 anni e ho visto il cambiamento che sta nelle montagne. Quando andavo io bambino, andavo a Cortina dalle suore, va bene? E ho visto tantissime montagne, come mi ha fatto piacere avere le piramidi che mi ha fatto vedere del Segozzano sul Trentino, che è una meraviglia, portavo i tutei, pensati, ed è bellissimo, tutta è montagna da vedere. Però in montagna purtroppo è come i stabilimenti in maniera, no? Che era data a mangiare a tanti e purtroppo adesso è una coppa a 3/4. È una cosa vuol dire che la montagna bisogna usarla e farla che si arrangia i montanari, non un imprenditore va con i skate e costruisce per quello, perché mi ho visto per esempio Andalo, tanti altri paesi, che sono amiche della segheria, adesso che sarà presente a persone e andiamo rovinare e dopo l'acqua. Per fare se non è così, quanta acqua dopo? È l'acqua che va dispersa, le bottiglie di acqua, ma tutte le bottiglie di acqua minerale che bottiglie, da dove ne cava fuori che l'acqua che deve? E dopo venivi a me, non sta avanti 300, ma chi dopo era 300 litri di acqua al giorno? Mi hanno dato a me di 5 fiori, spenderia 500 euro al giorno solo che pensa uno. E tutte le chiave, perché invece di fare cave, fare la gara, non scade le chiave, per così te va bene, e non avere più inondazione, perché più bello un etto così, quelli scrive ben spesi. Grazie Rinaldo, devo chiudere, se no non riesco a far vedere i servizi, ma sei stato molto chiaro anche questa mattina. Mirella, e buongiorno ai tuoi Grazie ospiti. Rinaldo, tanto siamo in sintonia, dopo vi spiegherò il perché. Andiamo a vedere invece questo servizio molto bello, questo video istituzionale proprio dell'acqua, giornata mondiale dell'acqua 2023, Piave Servizi. Andiamo a vedere questo video. Il 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. L'obiettivo della giornata è di sensibilizzare l'opinione pubblica contro gli sprechi e l'emergenza climatica. Ciascuno è artefice del cambiamento che vorrebbe vedere nel mondo. Piave Servizi è una società a totale partecipazione pubblica che distribuisce l'acqua potabile a 39 comuni delle province di Treviso e Venezia, servendo oltre 340.000 persone
attraverso 3.300 km di rete idrica articolata in 9 sistemi acquedottistici. Attraverso 1.300 km di rete fognaria viene raccolta l'acqua usata e non più potabile, poi trattata nei nostri 39 depuratori che infine restituiscono acqua pulita all'ambiente. L'Italia è il paese europeo che detiene il primato per il consumo di acqua potabile. La crisi climatica riporta l'attenzione al ruolo essenziale dell'acqua per la vita sulla Terra e chiede l'impegno di tutti noi cittadini. Allora, Presidente Bonni, te lo dico anche al Presidente Frigo, è vero quello che voi dite, però sempre questo cittadino, ma quello però che forse, come dice questa grande famiglia che ho, Rinaldo da Venezia, forse è quello che risparmia, perché è un altro cittadino quello che consuma l'acqua, quei numeri che dite voi. E qual è? È quello che si fa la piscina nell'attico, che si fa la vasca da bagno dove è una piscina, che l'acqua non ha assolutamente problemi di essere aperta giorno e notte, io lo vedo, basta vedere anche in certe situazioni, io non faccio nomi per carità, sennò guai, mi spara. Però si dice sempre al pensionato che si copre con 10 maglie e 3 paia di pantaloni perché non riesce a riscaldarsi per pagare le bollette, che anzi risparmia non dare da bere al geranio, senza vedere che i nuovi complessi, i nuovi residence, quasi tutti, quelli più in alto, hanno le piscine, ma non solo in alto, le hanno anche all'interno. Allora forse vietare anche a loro, come si dice alla povera diversamente giovane che magari poveretta va a innaffiare un po' l'orto o il fiore e ride, io Presidente mi viene da piangere perché io mi dopo quella e mi dice Santo Mirella che non posso più dargli da bere i fiori perché mi gappero io, perché sono quelli più attenti, sono i nostri anziani che hanno fatto la guerra, che hanno fatto i sacrifici, che sanno cosa vuol dire aprire l'acqua sempre o aprirla pochissimo, riuscire anche a recuperare l'acqua della pasta. Voi non avete idea cosa fanno invece di buttare via l'acqua. Forse, Presidente, non sarebbe mica male vietare di fare certe cose per i soliti VIP che vogliono anche l'aeroporto a Cortina, che così arrivano presto, non hanno problemi di arrivare. Capisce che stiamo andando su 2 linee parallele, la povertà che cresce, i diversamente giovani che crescono, tanto è vero, e ringrazio i vigili della Polizia Municipale di Treviso, quei 3 vigili che ieri mattina si sono tuffati per salvare quella persona diversamente giovane di 93 anni che era caduta in Riviera Margherita, caduta col punto di domanda non si sa. Io so la disperazione, per questo dico quello che vi sto dicendo, perché li vedo piangere, li vedo soffrire. Allora, sentiamo, abbiamo una telefonata, chi è in linea? Nadia. Ciao Nadia cara. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al Presidente, io l'altro giorno ho consegnato la denuncia al Presidente dell'ATS. Ok, a Bonne Treviso Servizio, vai. Niente, quanto tempo dobbiamo ancora fare questa dichiarazione del pozzo? Ormai è da 40 anni. E non ci sono diversità, non ci sono fatti degli interventi, ma dobbiamo sempre ogni anno, stiamo diventando un po' anziani e mi tocca andare a Treviso, fare la denuncia, insomma se ci sono delle diversità
trovo giusto di farla e di fare la denuncia. Però se 40 anni faccio sempre la stessa denuncia ogni anno, non sarebbe ora... Quelle carte dove vanno a finire? Le guardate? Mi sono chiesta questo. Mi può dare una risposta? Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, prego Presidente Bonnet. Beh, intanto ringrazio l'utente, ma non sono presidente dell'ATS e saluto il collega presidente Vettori, sono il presidente di PA Servizi. Allora, per quanto riguarda i pozzi, le società gestrici dell'idrico non sono coinvolte in nessun modo, perché per quanto riguarda l'acqua dei pozzi a uso irriguo, riguarda il Genio Civile, che si occupa di regolamentare il prelievo di acqua a uso irriguo, a uso agricolo dall'ambiente, e quindi le denunce che loro fanno sono depositate al Genio Civile, e il Genio Civile poi redige quello che è il bilancio idrico, perché l'acqua, noi sappiamo grosso modo a livello globale quanta acqua cade per esempio in Veneto. Dobbiamo togliere l'acqua a uso potabile che viene prelevata dai gestori idrici, dobbiamo togliere l'acqua prelevata a uso agricolo, è per quello che servono le denunce fatte per i pozzi, e poi in questa maniera sappiamo quanta acqua rimane per l'ambiente. Anche fare un bilancio di utilizzo dell'acqua serve per bilanciare e regolamentare in maniera corretta quello che è l'utilizzo, perché come diceva il Presidente Frigo prima, ce n'è poca acqua a uso potabile, quindi è giusto capire dove va a finire e come utilizzarla al meglio. Quindi io quello che posso dirle è che la regolamentazione è scritta dalla Regione e la denuncia per quanto riguarda i pozzi va al Genio Civile, quindi di più non posso dirle, perché non è una materia di competenza del gestore del servizio idrico integrato che si occupa di... Inviteremo anche Vettori dell'ATS, che così ci spiegherà come mai ogni anno queste domande. E forse il direttore del Genio Civile per queste cose, perché... l'ho invitato non so quante volte, Bonnet non viene mai, si è sempre troppo impegnati, ma chissà perché. Chissà perché sa come mi ha detto il presidente della Curia Vescovile, che venire dalla Mirella è pericoloso, mi ha detto. E allora io gli ho chiesto, perché è pericoloso venire dalla Mirella, Presidente? Perché magari lei fa qualche domanda. Venite apposta per rispondere alle domande, e se faccio qualche domanda anche imbarazzante è giusto che spieghiate e che sappiamo com'è la storia. Ecco, ho capito perché. Grazie invece Bonnet per quello che ha detto, perché è molto chiaro, è un presidente al quale tengo molto, è proprio una persona per bene come Renato Frigo. Allora, adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Andiamo allora con la seconda parte del CAI video istituzionale, che è bellissimo. Andiamo a vedere. La prevenzione degli incidenti parte dalla formazione. Che si tratti di alpinismo o speleologia, di arrampicata su roccia o ghiaccio, di escursionismo o di ferrate, di sci alpinismo o cicloturismo, le scuole del CAI insegnano tutto quello che serve sapere per affrontare la montagna con la maggior sicurezza possibile e vivere l'avventura da protagonisti. Poi si inserisce la corda, poi si serra in questa maniera, si reinserisce il moschettone.
passione per la montagna non si esaurisce con l'alpinismo. Le terre alte sono luoghi pieni di storia e di culture. Sono però territori fragili, nei quali la vita è più difficile che in pianura. Ogni giorno l'associazione è al fianco delle popolazioni di montagna per tutelare la cultura e l'ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile e contrastare lo spopolamento di Alpi e Appennino. Oltre 300.000 soci, più di 800 tra sezioni e sottosezioni e oltre 750 tra rifugi e bivacchi. E ancora le scuole tecniche, le commissioni e le strutture operative e quelle grandi realtà d'eccellenza che sono gli accademici, le guide alpine, il soccorso alpino e speleologico fanno del CAI una grande realtà associativa radicata in tutto il territorio italiano. In una società in continuo mutamento, il CAI evolve e investe sul domani, in particolar modo sui giovani, che sono il proprio futuro e quello del paese. L'associazione è sempre aperta al nuovo, mantenendo la propria capacità critica senza mai derogare ai propri valori fondativi e restando sempre la sentinella della montagna, come l'ha definita lo scrittore Paolo Rumiz. Là ce n'è uno gigante. Chi più alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna, amava ripetere Felice Bonaiti, un alpinista molto attento ai problemi della montagna. Generazione dopo generazione, negli occhi e nel cuore dei soci CAI, la passione, l'impegno per la montagna e i 1000 sogni dell'alpinismo restano intatti. Questa, da oltre un secolo e mezzo, è la vera forza del Club Alpino Italiano. Avventura, formazione, cultura. Veramente grazie a Renato Frigo per questi video splendidi che ci fanno capire la fragilità, la bellezza che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio, alcuni punti proprio incredibilmente bella e che qualcuno sta cercando ancora in questo momento di deturpare, chissà per fare cosa. Voi avete capito cosa mi riferisco e non ne posso proprio più. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Questa mattina non potevo proprio mancare, Mirella. No. Allora, abbiamo avuto nella tua trasmissione qualche tempo fa un signore che ha parlato di salare l'acqua. Sì. E ha preso il campione della Norvegia, che è lungo il mare, e ha detto che se la Norvegia dissalasse l'acqua per fare l'acqua potabile gli costerebbe 3 euro al metro cubo di acqua, mentre quella che sta adoperando adesso, naturale, costa alla Norvegia 7 euro al metro cubo. Perciò può darsi che sia costosa, ma non è, in qualche caso è addirittura meno costosa dell'acqua normale che beviamo. Inoltre, se uno guarda questo pianeta, c'è più acqua che terra e c'è più di 1 miliardo di persone che muoiono di fame, di sete perché manca l'acqua. Allora si dice che salare l'acqua del mare è costoso. Però io vorrei dire, provocatoriamente, che anche le bombe atomiche sono costose. Anche i droni kamikaze sono costosi. Anche i missili terra-aria sono costosi. E tutte queste guerre sono costose in nome della democrazia. Allora perché in nome della democrazia non si smette di fare le guerre e si porta acqua a tutta quella gente che non ce l'ha? Andando alla montagna, quando uno guarda i boschi che ci sono in montagna, ci sono molte piante secche nei boschi
Io ho degli amici che vivono in Mendocino, in un parco nazionale, e ho chiesto a loro come mai tutti questi incendi in California. Allora hanno detto, gli incendi ci sono perché i boschi non sono curati, perché ci sono molte piante secche e molti insetti che attaccano queste piante e non sono curati. Allora, visto che cerchiamo di impiegare gente, perché non si dà lavoro a quelli, visto che la montagna si sta spopolando, non si dà lavoro a questi di tenere i boschi in ordine? Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Iniziamo dal Presidente Frigo, poi andiamo dal Presidente Bonnet. Prego Presidente, come commentiamo la telefonata di Leone e grazie per le immagini. Allora, sulla questione dell'acqua, noi dobbiamo sempre fare un paragone. Quanti sono gli abitanti della Norvegia, quanti sono gli abitanti dell'Italia? Se noi prendiamo questo paragone risulta un attimo, è una questione che deve essere valutata questo, ma al di là di questo, ecco. Quindi diversità di popolazione, diversità di approccio, di cultura, di cultura e soprattutto un numero differente di cittadini presenti in Norvegia rispetto a quello dell'Italia. Sui grandi numeri, sotto questo punto di vista, poi va a incidere. E questo è un aspetto. Il secondo aspetto, bisogna lavorare per aumentare la cultura soprattutto nei giovani dell'acqua, perché è una cosa, lo spreco c'è nelle piscine, ma lo spreco è di tutte quante quelle persone che magari lavandosi i denti lasciano aperto il rubinetto e impiegano 5 minuti. Un minuto d'acqua del rubinetto aperto, quanti litri sono? Poi c'è da dire al Presidente quanti litri sono per un minuto del rubinetto aperto, perché forse le persone non si rendono conto. Una premuta di sciacquone sono 10 litri d'acqua, quello più piccolo 7 litri d'acqua, quindi cioè, c'è tutto quanto un mondo che deve essere capito da parte di tutti quanti. 7 litri d'acqua è più piccolo? Sì. Ma sicuro dappertutto? O 3 litri Dopo e sentiamo mezzo, cosa ne 7. dice anche il Presidente Poi i Bonnet. tecnici sono questo punto di vista, perché vi sono delle norme anche igieniche per diluire il tutto. Ecco, quindi vi è un aspetto quindi di cultura che deve essere, e poi si arriverà ovviamente andando a culturizzare le persone sul vero valore dell'acqua, riusciremo anche a non avere più le piscine, però bisogna fare un percorso formativo, perché è giusto inutile dire chiudiamo le piscine, non risolviamo il problema. Quello che rimane senza piscina non riesce a capire perché io ho tanti soldi, non riesco a No, ma l'esempio ha capito Frigo? No, l'esempio secondo me è un aumento della cultura di ogni persona. Sì, ma intanto iniziamo da questi, come con gli onorevoli parlamentari, intanto riduciamo gli stipendi, ma non servono, intanto riduciamo, poi vediamo se sono serviti. Perfetto. L'esempio, prego Bonnet. Beh, i temi introdotti meriterebbero una giornata di discussione. Ma io vi invito ancora. Cerco di toccarne solo i principali. Allora, per quanto riguarda il rubinetto, mediamente 8 litri al minuto. Quindi già fare una doccia di 4 minuti invece che di 10, perché tutti quanti magari si fanno una doccia al giorno e io lo trovo corretto e inevitabile. Però invece di farlo di 4 minuti invece che di 10, risparmio già 6 per 8, 48 litri d'acqua. E quindi già questo aiuta, perché è un attimo arrivare ai 230 litri, che se ne dica. Allora, poi per quanto riguarda la desalinizzazione, con i dati che sono stati dati, sinceramente dal signore che è intervenuto non mi ci trovo, nel senso che costa più dei 3 euro al metro cubo. In più abbiamo il problema dello smaltimento del materiale che risulta dalla desalinizzazione. Attualmente nella stragrande maggioranza del territorio nostro abbiamo disponibilità d'acqua, stiamo ragionando in prospettiva futura e stiamo ragionando e dovremo dare la priorità a sistemare le condotte e i sistemi di captazione, cioè pozzi e sorgenti, che attualmente non sono efficienti, prima di arrivare a sistemi costosi e impattanti per l'ambiente, sottolineo anche impattanti per l'ambiente, come quello della desalinizzazione, che è molto più costosa in termini di impatto dell'ambiente di quello che si dice in realtà. E non citerei esempi
che sono quelli africani, che non hanno alcuna connessione con il sistema nostro. Lì ci sono delle problematiche che sono purtroppo atroci, che derivano da un sacco di altre questioni, ma che non possono essere risolte con un colpo di spugna, evidentemente. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato anche di orti, andiamo a vedere Piave Servizi, Acqua Piovana, orto. Visto che fra poco riprenderanno gli orti, io poi ci sono dentro gli orti provinciali, andiamo a vedere. Abbiamo aiutato il nonno a creare un serbatoio per l'acqua piovana per il suo orto. Così potrà far crescere pomodori e zucchine senza sprecare acqua potabile. Un'idea fantastica! Ricordatevi di usare un serbatoio richiudibile, così niente zanzare. E adesso andiamo a vedere anche risparmio acqua bagno. Abbiamo deciso di non usare la vasca da bagno e di fare docce più veloci. Pensa che se supero i 5 minuti mamma viene a chiamarmi. Ottimo, Ale! È vero, una vasca da bagno consuma circa 150 litri, mentre una doccia di 5 minuti solo 60. E anche per lavarci i denti o quando papà si fa la barba, chiudiamo sempre i rubinetti nel momento in cui non dobbiamo usare l'acqua. Io ho insegnato a mamma ad usare la bacinella al posto dell'acqua corrente per lavare frutta e verdura e recuperare l'acqua per bagnare le piante. Oppure a usare l'acqua di cottura della pasta per sgrassare i piatti. E mi raccomando, le piante annaffiatele la sera. Loro vivono meglio e l'acqua non evapora con il caldo del giorno. Io e papà abbiamo deciso che farà passare più tempo per lavare la macchina. In fondo la macchina sporca è meglio che il rubinetto a secco e non laverà più il vialetto di casa. Basta una bella ramazzata, che però è toccata a me. Giusto, Ale! La macchina sporca funziona lo stesso. Il nostro corpo senza acqua no. In casa mamma aziona la lavatrice solo quando ci sono abbastanza panni per riempirla. Mentre io sono diventato campione di incastro piatti e bicchieri per caricare al meglio la lavastoviglie. Così non sprechiamo acqua e corrente. Ho ricordato al papà del rubinetto che perdeva in lavanderia e l'altro giorno lo ha sistemato e ha installato in tutti i rubinetti di casa i frangigetto. Così non sprechiamo l'acqua e ci laviamo meglio. E con i frangigetto si risparmiano migliaia di litri d'acqua ogni anno. Allora, Presidente Bono, intanto ha ricevuto i complimenti anche del Presidente Frigo, veramente bellissimi questi video, fantastici, ma dove li avete portati? Chi è che vede questi video? È la prima volta che li vedo, Presidente, come mai? Sono una novità che ho portato prima di tutto qui da te. Grazie. In realtà derivano da una collaborazione tra i 12 gestori del servizio idrico veneto che si sono messi assieme e hanno fornito un dipendente di ogni dei 12 di queste società e hanno lavorato assieme per fare questi video che sono semplici ma alquanto esplicativi, come avevamo chiesto noi presidenti, in modo da comunicare a tutti le informazioni che sono necessarie. Sa, Presidente, che penso che proprio quelli più attenti, quelli che si intrigano di più sono proprio i bambini, i ragazzi, i giovani, a parte i diversamente giovani che ho elencato prima, ma perché la storia è storia e i sacrifici che hanno fatto hanno portato a questo. Io sono molto convinta che sono dei video fantastici. Cosa dice Frigo? Veramente vanno a colpire perché danno notizie che non sappiamo, perché nessuno pensa abbiamo il rubinetto aperto, esce l'acqua, va bene, ma quanta ne esce? Oppure riutilizzare dell'acqua è un problema di cultura, si insegna come un utilizzo migliore, anche si va incontro a un risparmio, certo. Indubbiamente. E poi si riflette nella spesa che tutte quante ci lamentiamo delle bollette, però tante volte magari prestare attenzione alla bolletta e ai nostri consumi ci fa anche bene e fa bene anche l'ambiente.
soprattutto. Abbiamo Livio da Padova, poi salutiamo gli ospiti. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Dunque, io penso che l'eccessivo consumo di acqua per quello che dei consumi delle famiglie, eccetera, dei singoli, sia proprio una questione culturale. Cioè, adesso, per esempio, farsi una doccia al giorno, capisco una persona o un bagno al giorno, capisco una persona che abbia un lavoro particolarmente pesante, che sudi, che si sporchi, eccetera, allora quello lo capisco. Però una persona normale che non fa eccessivi sforzi, non c'è eccessivo sudore, eccetera, una volta al giorno è troppo. Basterebbe anche una volta ogni 2 giorni, diciamo, ecco, e allora lì ci sarebbe un notevole consumo di acqua minore, insomma. È proprio una questione culturale, perché se non si insegnano anche ai ragazzi, eccetera, ai bambini, un consumo minore dell'acqua, e allora non andiamo da nessuna parte, insomma. È una questione proprio culturale che deve entrare proprio nella mente delle famiglie, dei singoli, perché sennò ci sarà sempre un consumo eccessivo d'acqua. Grazie. Cosa ne pensi, Livio, dei video che hai visto? È caduta la linea, mi dispiace, volevo proprio sentire, perché sono veramente, a mio avviso, bellissimi. Allora, come ci saluta Presidente Bonnet? Vi saluto dicendovi che secondo me una doccia al giorno va fatta, ma va fatta una doccia al giorno di 4-5 minuti, non una vasca che consuma 160 litri d'acqua, 150, ma una doccia che consuma 30-35 litri di acqua. Quindi siamo tutti belli puliti e non sprechiamo l'acqua. E quindi vi saluto ringraziando te, Mirella, del servizio che fai quotidianamente per informare tutti i cittadini. Saluto anche il Presidente Frigo e ringrazio anche loro per il servizio che fanno, oltre che di gestione della montagna, anche di promozione e valorizzazione della montagna, e gli faccio in bocca al lupo per questa stagione, e in bocca al lupo anche a Mirella per queste numerose puntate che porta a compimento. Grazie, si ricordi anche di noi per promuovere, perché guardi che sono bellissimi questi video, non teneteli nel cassetto. Presidente, delle volte mi arrabbio e dico: ma scusate, ma capite l'importanza della nostra televisione, sì o no? Perché veramente sono bellissimi, sono convinta che riusciremo veramente a fare molta strada con i ragazzi con questi video che abbiamo visto. Grazie Presidente Bonte. Frigo, come ci saluta? Vi saluto, innanzitutto ringrazio dell'ospitalità. Io inviterei tutti gli ascoltatori, ma tutte le persone che frequentano la montagna, di prestare estrema attenzione quando si va in montagna, perché una giornata che si vuole passare in allegria su un ambiente meraviglioso non deve avere un risvolto di qualche incidente. Quindi quando si va in montagna, attrezzature adeguate, scarpe adeguate e soprattutto mettere la testa dove si va. Poi c'è un aspetto che tendo a sottolineare: tutti quanti mettiamo la marcia in avanti e andiamo sempre avanti, pensando che bisogna arrivare da qualche parte. La montagna è lì, inerte, ferma, fortunatamente rimane lì anche dopo di noi. Quindi se le persone vogliono fare delle prove di forza in montagna, desistano, la montagna ci supera sotto questo punto di vista. Abbiate l'umiltà di ritornare nei vostri passi e ritornate a casa. La montagna lì è anche domani. Ritornate domani magari con maggiore allenamento oppure con una compagnia differente. Quindi fate questo, perché non è possibile, al di là del costo sociale nel recupero delle persone quando vanno in montagna, però a queste persone vi è tutto quanto un risvolto di una pesantezza enorme, ovvero dire: stiamo vivendo, ci stiamo divertendo, prestiamo attenzione che l'ambiente non è un ambiente cittadino, ma è un ambiente con dei risvolti importanti. In questo periodo c'è il ghiaccio, quando si scivola sul ghiaccio si cade, ci si fa male, quindi bisogna avere scarpe adeguate, i ramponcini quando si cammina
in località piane, mentre servono i ramponi quando si sale e non l'infradito magari. E non l'infradito. Allora Presidente, non posso non farle questa domanda. Lei ha dichiarato in merito alla pista da bob: sarà un'altra cattedrale nel deserto come quella di Cesana. Considerate le tempistiche, c'è un rischio sicurezza per gli atleti e per il pubblico. Cosa voleva dire con queste frasi? Perché noi riteniamo che per rispettare i termini, da 40 mesi dichiarati nel progetto iniziale siamo passati a 20 mesi, innanzitutto sono state tolte tutte quante le opere di mitigazione che erano previste a questo progetto inizialmente. E il secondo aspetto, bisogna, per far presto e per far bella figura, perché altrimenti facciamo una brutta figura nazionale, sotto questo punto di vista noi riteniamo che deve essere messa estrema attenzione in tutte quante le opere che servono alla salvaguardia degli atleti e delle persone che vanno a lavorare lì direttamente. Abbiamo letto oggi sui giornali è scritto che ci sono gli operai che lavoreranno 2 o 3 turni, non si sa, ecco, per fare questo impianto qua importante. Noi riteniamo ancora una volta, come CAI ma come tutte quante associazioni ambientaliste, riteniamo che questa pista non serva, deturpi il paesaggio, ma soprattutto non si vede un futuro di questo, perché se doveva esservi un futuro nel bob doveva funzionare anche la pista di Cesana, che poi è stata chiusa. Questa sarà una cattedrale nel deserto che costerà tantissimi soldi, che poi il comune, a detta anche dello stesso sindaco che l'ha dichiarato in varie trasmissioni, ha qualche perplessità e non lo fanno dormire alla notte su come potranno essere gestite il dopo Olimpiadi, con tutti quanti i costi. Quindi un'opinione pubblica che non vede assolutamente bene questo genere di impianto. I risvolti ambientali che questa struttura avrà nell'ambiente delicato quale è l'ambiente della conca ampezzana. Quindi tutto quanto viene messo insieme, i nostri politici decidono di proseguire su questo. Addirittura il Comitato Olimpico Internazionale va a dire che la pista non è che dicono che non si deve fare, loro nutrono perplessità, riaffermate anche nell'ultima lettera che è stata scritta dal comitato organizzatore delle Olimpiadi, dal CIO a riguardo, il quale ha ribadito questo. Quindi non è un peccato da parte di nessuno e diventa comprensibile scegliere un'altra strada. Mentre i politici hanno scelto di proseguire in questa strada qua, noi come associazione ambientaliste faremo tutto quello che serve per far evidenziare che con questo tipo di percorso qua non si giunge a niente, soprattutto non si fa l'interesse di Cortina. Grazie, grazie anche a Antonio Frigo, Presidente CAI Veneto, Club Alpino Italiano, grazie ancora a Alessandro Bonner, Presidente Piave Servizi, e anche questa mattina abbiamo sentito delle cose importanti. Noi dobbiamo imparare, soprattutto ascoltare, ascoltate bene perché vi servirà in futuro questo ascolto. Grazie, grazie, pubblicità. Saluto 2 graditissimi ospiti, abbiamo in presenza una persona a cui Mirella tiene tantissimo, che è Fabio Rosin, direttore Casa Bernardette, ma non solo, che è anche presidente di una squadra di calcio, certo. Vero direttore? Grazie Rosin di essere qui con noi. Grazie a te Mirella per l'invito, sempre con piacere. Grazie, saluto anche da Peschiera del Garda Roberto Stropazzolo, DJ e musicista, buongiorno, buongiorno, grazie. Sa che questa mattina l'ho visto mentre andava a fare la doccia? Perché lei era già collegato?
Non ha sentito niente? Vabbè, allora iniziamo con Fabio Rosini. Allora, cosa ci racconta? Direttore Casa Bernardetto, una casa per i diversamente giovani, ma non solo, offre molte opportunità. Ecco, dobbiamo conoscere anche le realtà che ci sono nel nostro territorio, visto che siamo una popolazione che sta diventando diversamente giovane, purtroppo, ma anche delle volte se non si è proprio diversamente giovani, si ha bisogno, ecco, di strutture, di avere degli appoggi. Cosa ci racconta e cos'è Casa Bernardetto, direttore? Sì, Mirella, con piacere. Allora, la nostra struttura, che è presso Villorba di Treviso, a Carità di Villorba, è praticamente una struttura che si propone come non solo alternativa alle strutture, perché non c'è una vera concorrenza, assolutamente no, ma direi che è un sostegno e soprattutto un tempo magari anche per periodi brevi dove si va a dare un po' di assistenza e di accoglienza alle persone anziane. Questo è l'obiettivo, ovviamente, che viene il post-operatorio oppure riabilitativo. Essendo una struttura più piccola abbiamo, ti dico già, anche la disponibilità di velocizzare questo tipo di iter, perché per esempio per quanto riguarda le graduatorie, che tutti sanno sono piuttosto lunghe, da noi magari sono più ristrette, visto che facciamo tempi più limitati. Allora, tempi limitati, però massima efficienza, che è quello che richiedono anche le famiglie, anche le persone. Ecco, cosa vuol dire efficienza su un mondo dove la fragilità si può toccare con mano? Prego. Assolutamente sì. Beh, è vero che comunque le strutture come la nostra devono essere accreditate presso la Regione Veneto e mantenere degli standard che siano competitivi per quelle che sono le attività. Ovviamente, avendo in questo periodo in modo particolare necessità di trovare personale che è sempre professionalmente valido, e questa è un po' la competizione, è più difficile, però ovviamente si spera sempre, come nel nostro caso, di trovare quelle persone qualificate che ti possono dare un sollievo e soprattutto dare un buon contributo alle persone per migliorare il loro standard, diciamo così, di vita. Allora, direttore, un'altra cosa importante da capire è che si fa fatica a trovare persone italiane, questo è quello che si sente in giro. È vero, non è vero? E c'è proprio questa difficoltà di reperire queste persone per una questione, anche le nostre hanno famiglia, non sono disponibili tutte le giornate, ma soprattutto, ecco, gli stipendi, dei stipendi che a volte non permettono e qualcuno fa il doppio lavoro. Com'è la situazione, direttore? È impegnativa, sicuramente questo è un aspetto che non bisogna mai abbassare la guardia e prepararsi sempre col piano B, per esempio, per trovare magari anche degli aiuti esterni da professionisti, in modo tale da sopperire a quelle che sono le esigenze per mandare avanti questo tipo di attività, insomma. Si parla più di persone oppure più maschile o femminile? Chi è che si avvicina a questo mondo del lavoro e soprattutto i giovani? Ci racconti, direttore? Beh, nel nostro caso il mondo femminile è quello più predisposto, però non è detto, perché insomma abbiamo visto che abbiamo avuto in passato anche figure maschili, però sì, non c'è una vera e propria regola. Ci vuole molta passione, ecco, perché in realtà non è solo una questione di portare a casa lo stipendio, ma una vocazione, si può dire che ci deve essere, una passione che sia quella che traina un po' l'aspetto della giornata, perché non è semplice il nostro mondo, è sicuramente, come si può dire, un obiettivo da sempre incentivare, ecco, per mantenerlo a buon livello. Allora, io devo lanciare una spada e una lancia a favore dei giovani che fanno questo lavoro, perché io entro nelle RSA, perciò so di cosa parlo, perché sono bravi, educati, preparati e lo fanno perché io li vedo, non è che loro sanno che arriva la Mirella, io arrivo tutte le ore, non c'è problema, e sanno che hanno la fragilità. Ecco, questo è quello che noto, sanno perciò la carezza, la dolcezza con il quale si accostano, anche se una persona sta dormendo, devono fare un'iniezione o dare una pastiglia. Guardate che sono veramente bravi. Noi dobbiamo smettere di vedere i giovani sotto un aspetto sempre negativo. Allora sentiamo Maurizio da Conserve e poi continuiamo. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti. Allora ascolta, io apro una parentesi appunto per aggiornarti sulla mia questione che è un po' insomma ancora in stand-by. Allora, io l'altro giorno mi sono recato al CUP di Conselve, come ben sai,
e praticamente è successo che consegnando, per il discorso del medico di base, ecco, allora consegnando la tessera sanitaria, all'interno della tessera sanitaria purtroppo mi hanno cancellato anche la reperibilità sul territorio. Allora io parlo da cittadino normale, insomma, ecco. Allora innanzitutto io non vorrei, cioè io punto il dito addosso contro il mio ex comune, ok? Ecco, che hanno fatto delle cose schifose, ok? Perché primo per il trattamento, secondo per altre cose e tutto quanto, eccetera, e lasciamo stare perché ci sarebbe da stendere un velo pietoso qua. Ecco, allora, possibile che in questo momento non abbia neanche, almeno mi potevano lasciare come riferimento, Mirella, ben tu sai, il coso, come si chiama, l'indirizzo vecchio, ok, no, tanto provvisoriamente, no, hanno cancellato anche quello perché non risulta più niente all'interno della tessera sanitaria. Se mi succede qualcosa che sto andando a lavorare, mi sento male per la strada, io dovrei andare all'ospedale oppure al coso, alla guardia medica, ma se sei a 20 km di distanza cosa fai? Beh, cioè, ma la gente non ci pensa a queste cose. Io dico, veramente siamo nelle mani di gente incompetente, sembra una barzelletta, ma io sto vivendo sulla mia pelle certe situazioni che non auguro a nessuno, se gli ascoltatori qua, telespettatori, mi stanno ascoltando, perché è una vergogna. E già partire da questo, che è una stupidaggine, diciamo tra virgolette, che poi tanto stupidaggine non è, figuriamoci alle altre cose importanti che una persona, un anziano, deve affrontare. Io non lo so, senza neanche avvisare la gente e tutto quanto. Cioè, non lo so. Ecco, io vorrei, Mirella, che portassi avanti questa cosa e che mi dassi una risposta, perché anche ieri volevo intervenire, ma purtroppo ero a lavorare. Ecco, saluto te, ringraziandoti e tutti quanti, anche gli ospiti presenti. Ecco, buona giornata a tutti. Ciao Mirella. Maurizio, ciao. Allora tu sai che ti sono vicina, che sto cercando di farti fare il percorso più adatto, perché io non sono in grado di gestire questa situazione, ma c'è chi che deve farlo e chi che può farlo, oppure dare delucidazioni e accompagnare Maurizio finalmente a una storia che deve assolutamente essere chiusa. Molta burocrazia, spaventosa, ecco, qualche superficialità e poi ecco, il cittadino si ritrova in queste situazioni, perché delle volte anche lavorare seriamente non farebbe male a qualcuno, molti bravi, ma c'è qualcuno che forse dovrebbe stare attento anche quando lavora. Allora vediamo se riusciamo a parlare con Roberto Stopazzolo, DJ e musicista. Eccolo qua, lei sorride. Io l'ho vista stamattina che andava a farsi la doccia, però poi non sono più riuscita a vedere, perché era collegato presto. Dopo guardate il DJ cosa combina. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Mirella, ciao a tutti gli ascoltatori, quelli che ci stanno vedendo. Buona giornata e mettiamo un po' proprio di sveglia. Ah sì, l'ho messa presto io stamattina la sveglia. Allora, sa perché ho detto questo? Perché parlavamo di acqua, di fare la doccia, che bisogna assolutamente cercare di sprecare meno acqua possibile, e qualcuno ha detto anche i giovani, i meno giovani. Ho detto guardate che forse i meno giovani sono anche quelli più attenti, non parlo naturalmente di Stopazzolo, ma delle persone diversamente giovani, ecco, con età avanzata, che veramente sanno veramente cosa vuol dire risparmiare l'acqua, soprattutto il bene dell'acqua. Allora, com'è la situazione da DJ e musicista? Tanta allegria, tanta gioia di vivere, fra poco finalmente arriverà la primavera, l'estate. Cosa ci racconta Stopazzolo? Ma vi posso raccontare che, visto dalla mia angolazione, chiaramente è tutto meno drammatico, leggermente più positivo, perché bene o male io che faccio sto lavoro qua da sempre, mi trovo a contatto, per fortuna, sempre e solo con persone che si vogliono divertire, che vogliono appunto chiudere una parentesi, uscire di casa e lasciare in casa i problemi che tutti hanno naturalmente. E io con le mie feste, con le mie serate, soprattutto in estate, con migliaia e migliaia di persone, quello che cerco di dare è l'energia, soprattutto trasformarla in serenità, felicità, gioia, soprattutto la voglia anche di
mettersi a contatto con altre persone, perché ricordiamoci che in questo mondo, secondo me, quella tecnologia a questo punto esasperata, telefonino in primis, social network e via dicendo, sembra che siamo pieni di amici, ma in realtà io vedo che c'è tanta solitudine, ma tanta solitudine. Dunque trovarsi in qualche locale, in qualche ambiente, o d'estate nelle varie feste che ci sono ovunque e nelle piccole e grandi piazze, con degli eventi che oramai sono tutti di buonissima qualità e di buon livello, tutti belli, è anche un fatto positivo per il nostro stato d'animo, ci fa conoscere altre persone e credo sia molto importante. Allora, Stopazzolo, io l'ho invitata perché voglio parlare con lei di quello che io noto tantissimo, nel senso che quando ci sono queste mega feste, mega concerti, di risse ne vediamo molto poche. Dove vediamo le risse? Dove stanno questi piccoli codardi, bulletti di campagna e anche non solo di campagna, di città, che riescono a trovare dei punti e delle situazioni dove sanno benissimo di poter gestire loro la situazione, ecco, provocando anche degli atti di vandalismo, facendo cadere anche a terra delle volte. Abbiamo visto quell'anziana che l'hanno spinta ed è caduta a terra, per fortuna altri giovani poi l'hanno sollevata e hanno chiamato anche il 112, ecco, capite la realtà, le due realtà. Ma lei che situazione vede, Stopazzolo? Come sono questi giovani, non quelli bravi che ascoltano il concerto, che si divertono, che hanno voglia di staccare la spina, di stare in allegria? Ma è possibile che non si riesca a fermare questi gruppetti? Perché alla fine sono numeri pochissimi, però tra i social e la visibilità che danno anche certe informazioni, sembra che siano degli eserciti. Cosa ci dice Stopazzolo? Ma allora, intanto dico che sicuramente gli eventi che si tengano al chiuso, che si tengano all'aperto, hanno sempre un grande controllo. Difatti io vedevo molte più risse nei locali 30-40 anni fa che non adesso. Adesso veramente è difficilissimo vedere delle risse, perché c'è sempre sicurezza, controlli, le pro loco, gli organizzatori tengono molto a questo aspetto. Il problema è che i gruppi allora si spostano dove? Nei centri nevralgici delle città, chiaramente nei punti dove c'è un po' di movimento di gente che passeggia, tipo stazioni, tipo piazze, e poi si rifugiano nei parchi per fare i traffici che tutti noi sappiamo, e da lì poi succede cosa? Succede che, essendo tutto incontrollato, diventa spazio aperto per queste bande di piccoli o grandi ragazzi che chiaramente cercano di impossessarsi del territorio. È proprio una legge della natura, impossessarsi del territorio senza controllo è chiaro che dà adito a mille cose, risse, maleducazione, vandalismo e quant'altro, e soprattutto il non rispetto delle altre persone, in particolare delle persone che anni fa andavano tranquillamente a passeggiare di fronte a casa col cagnolino. Adesso c'è più o meno in tutte le grandi o piccole città, dopo le 9 di sera c'è come quando chiudono i negozi c'è come una specie di coprifuoco, e veramente è una cosa molto dura da recepire. Però purtroppo c'è questo incontrollato afflusso di persone che non hanno un controllo nel territorio e chiaramente ci sfugge di mano. La situazione ci è sfuggita di mano, credo, vedo questo io. Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno a DJ e tutti quanti. Io vorrei domandare a DJ, una volta fare DJ era bello perché avevi tanti diciamo gruppi. Avevi tanti gruppi, no? Anche per la discoteca. Ma adesso fare DJ, che tipo di musica riesce a emettere? Cioè io non vedo niente, non vedo. I concerti una volta si andavano a vedere l'Europa, i Genesis, i King Crimson, i Deep Purple, i California. Tanti gruppi c'erano che avevano tanta capacità di emettere musica di qualità. Ma adesso che musica c'è adesso per fare DJ? Cioè non l'ho capito. Anche uno che va a fare un concerto o che va a assistere al concerto. Ma cos'è che va a assistere? Cioè, non riesco a capire.
Guarda, io ho vissuto un periodo meraviglioso, gli anni 70-80, che c'era da vedere dei concerti bellissimi. Ma adesso che concerti vai a vedere che ci sono? Ma che gruppi sono questi qua? Guarda, non lo so, è musica, non lo so, avrei una spiegazione per questo periodo che per me, per la musica, è molto brutto. Buongiorno e grazie. Ciao Antonio, grazie a te, prego. Stoppazzolo. Guarda, allora, siccome io ho la fortuna di essere stato veramente uno dei primi DJ, direi nel nord Italia, ma in tutta Italia, la prima ondata, io la chiamo la prima ondata dei DJ, ho anche gli anni per esserlo, dunque ho vissuto veramente il periodo che il nostro ascoltatore raccontava, dei grandi concerti, e io i concerti, avendo avuto la fortuna anche di abitare all'estero parecchi anni quando ero giovane, li ho visti praticamente tutti, i gruppi storici, li ho visti tutti, e sono un amante della musica live, perché io ho cominciato come cantante e chitarrista, non come DJ. Ho fatto il DJ dopo per varie situazioni e chiaramente mi è piaciuto un sacco e mi piace ancora un sacco perché faccio ancora questo lavoro qua. Lo vediamo qui nelle immagini, Stoppazzolo? Sì, guardatelo, proprio uguale, tale e quale Stoppazzolo, guardi, proprio l'avrei riconosciuto. Questo è un video, è un po' buio, un po' scuro, però è un video di un disco che ho fatto io più di 30 anni fa, e chiaramente vivevo il momento, cioè io a capelli lunghi, il look rock, e presumo che questa musica al nostro ascoltatore piacerebbe di sicuro. La può trovare anche come Roberto Stoppa, trovo tantissime cose che mi riguardano musicalmente. Per quanto riguarda la musica di adesso, che le devo dire, il problema è che i giovani chiaramente vivono il loro momento. Adesso la musica, essendo quasi tutta analogica, cioè uno che ha un computerino a casa può farsi la sua musica anche senza essere un musicista, e fa dei dischi, e magari dei dischi che non vendendo il vinile come si faceva 40 anni fa e più, ma solamente mettendo in internet il suo prodotto, la sua creazione, con le visualizzazioni e quant'altro riescono a fare magari una montagna di soldi, ma già a 20 anni, cosa che alla nostra epoca non succedeva, no? Si faceva la gavetta, si cercava di intrufolarsi un po' ovunque, e chiaramente la musica è totalmente cambiata, però le posso garantire che di musica bella e di musica buona ce n'è tantissima in giro, ce n'è tantissima. Il problema è che non avendo mai avuto una grande cultura musicale in Italia, secondo me, non sono mai esistiti i posti dove suonare, dove le band o i DJ possono proporre musica. Le discoteche piano piano sono scomparse, che chiaramente il fenomeno è scomparso, adesso sono molto poche le discoteche rispetto a 30 anni fa, 40 anni fa. E allora si vuole tutti fare il prodotto facile, io per primo, perché quando vedo la gente davanti a me che vuole divertirsi, faccio il prodotto molto easy, molto facile, semplice, perché voglio dargli quelle 2 ore di serenità e allegria. Certo che proporre bella musica, ci sono tanti DJ che propongono bella musica, glielo posso garantire, ma non è più come prima. Prima ogni locale aveva il suo DJ che faceva un certo tipo di musica e la gente lo seguiva. Quando il DJ si spostava, andava in un altro locale, svuotava quello dove era prima e si riempiva quello nuovo. Adesso abbiamo visto Stoppa versione Maneskin o Maneskin versione Stoppa. Avete visto che quando vi dico che il mondo è sempre quello, che non è cambiato niente? Adesso ci sono i social, ma avete visto che i giovani di allora sono i giovani di adesso? Tali e quali. Allora andiamo a vedere invece l'altra realtà. Abbiamo visto i giovani che diventeranno meno giovani anche loro, e che magari qualcuno busserà a casa Bernardetta e ha detto: è arrivata la mia ora. Andiamo a vedere le immagini di casa Bernardetta. Ecco qua. Allora, direttore, adesso vediamo e spieghiamo cosa stiamo vedendo. Prego, vediamo le foto intanto. Questo è l'ingresso, diciamo che
l'accoglienza è la cosa più semplice che possiamo fare. Noi abbiamo un'attività che si svolge praticamente al primo piano, per cui innovativa come progetto. Diciamo che spesso e volentieri molti danno molta attenzione, che è sì necessario la parte esterna, ma quello che forse maggiormente si deve vivere è la parte interna, per cui gli spazi devono essere ampi e accoglienti. Questo a noi sicuramente è accoglienti sicuramente, per cui fa sentire quella mancanza, diciamo, di casa e portarla nell'area della nostra attività, che è quella degli anziani. Però devo ricondurre a quello che ha detto Roberto, che mi condivido perché lo conosco di fama ed è praticamente sicuramente abbiamo un DJ molto noto questa mattina. Sì, un guru della musica, complimenti ancora. Però devo dire che anche per noi, per esempio, la musicoterapia è un risveglio, sicuramente un dare un'energia in più alle nostre persone care, che ovviamente nella nostra attività spesso e volentieri 1 o 2 volte a settimana viene ripetuta. Si devono occupare degli spazi, dei tempi che sono sicuramente quelli prettamente più aspettati, che è proprio quello di coinvolgere le persone con le energie che hanno e che vogliono, ma la musica devo dire che attrae sempre. Guardate che bello anche questo, bellissimo, bravo direttore. Che attrae sempre e aiuta sempre a sopperire quelle che sono le esigenze magari della lontananza dei propri cari, e la musica disperde un po' questo tipo volutamente anche di pensiero, e aiuta molto nelle energie sicuramente, ed è molto piacevole questo. Sicuramente è la parte che viene più seguita dai nostri cari, per cui è sicuramente una cosa apprezzabile. Allora, un'altra cosa, direttore, che volevo capire, il problema è che mancano strutture, mancano posti, si è investito poco, abbiamo anche delle pensioni molto basse, purtroppo in molti casi di persone che non riescono ad accedere, anche se avrebbero anche piacere magari, perché sì, servizi alla persona a casa, però ricordiamo anche la solitudine di tanti diversamente giovani. Ecco, ripeto, e poi vorrei vedere anche questo servizio, anzi andiamo a vederlo subito, di questi 3 vigili che hanno salvato questo 93enne che è caduto nel Riviera Margherita a Treviso e che l'hanno salvato. Andiamo a vedere il servizio. L'adrenalina del momento porta anche in secondo piano se l'acqua era fredda o meno. Riviera Santa Margherita, alle 7:40 del mattino, il termometro sotto zero. Un anziano è caduto in acqua e 3 giovani agenti della polizia locale, 27, 29 e 31 anni, non hanno esitato a gettarsi nel Sile per soccorrerlo. Il salvataggio davanti agli occhi di passanti ed esercenti. Però era proprio lì davanti al cancello dell'università, sulle scale in cemento che ci sono, quindi lì sono riusciti i vigili a tenerlo, e quindi in 2 poi si sono avvicinati altri e sono riusciti a tirarlo su. Nicola Zanin, Federico Bean, Nicola Scolletti, i nomi dei 3 vigili intervenuti, gli ultimi 2 in servizio solamente da dicembre. Eravamo impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando lungo Ponte dell'Università una ragazza di giovane età ha richiamato la nostra attenzione sbracciandosi, perché c'era un signore con il capo completamente dentro l'acqua che veniva trascinato dalla corrente del Sile. Bean ha attraversato di corsa il ponte, si è tolto gli abiti più pesanti e si è buttato. Mi sono tuffato per cercare di intercettarlo perché avevo una sola scalinata e una volta superata quella scalinata sarebbe stato più difficile appigliarmi e portarlo a riva. Con l'aiuto dei colleghi la persona è stata tratta in salvo, ma era priva di sensi. Era in arresto cardiaco, abbiamo formato come una fune umana e ho iniziato subito a rianimarla. L'anziano è stato a quel punto preso in carico dal 118. Comunque adesso è viva, è stata stabilizzata in ospedale e quindi merito questi 3 eroi che li ho definiti questa mattina, perché quando sono arrivato li ho subito salutati dopo che si sono cambiati, perché sono rientrati ovviamente inzuppati d'acqua. Un orgoglio per il comando della polizia locale e per l'intera città, sottolinea il sindaco Mario Conte, che ha avuto parole di elogio anche per la ragazza che ha segnalato il corpo in acqua e ha voluto subito incontrare gli agenti a Cassugana. Sarà mia cura scrivere anche una lettera di merito e segnalare a tutte le autorità competenti questo salvataggio vero e proprio, perché con queste temperature questa mattina non era né semplice né banale compiere quello che hanno fatto, però hanno messo davanti la comunità. E un grazie a questi 3 vigili della Polizia Municipale di Treviso, da tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti, di Rete Veneta, da Media Nord-Est penso,
perché sennò questo uomo sarebbe sicuramente morto, ma grazie anche a questa ragazza, la sensibilità di fermarsi, di chiedere aiuto. Vedete l'importanza della sensibilità indipendente maschile o femminile, di fare squadra. Però stop, quello che mi piace è sentire l'adrenalina. Avete sentito, in quel momento l'adrenalina era talmente alta che non mi sono neppure accorto che l'acqua era gelida, ma l'adrenalina che voi vedete nei concerti con questi giovani, con questi ragazzi, con queste persone, direi, ecco quanto è importante riuscire ad avere un'adrenalina positiva, perché poi vediamo, come ha detto lei, che poi c'è quella negativa, perché viene spesa in maniera sbagliata. Ecco, perché è logico che a 14, a 15, a 20, a 25 hai un corpo e un'energia con un'adrenalina incredibile, però bisogna tirarla fuori nella maniera giusta, e la musica fa questo, indipendente quale musica, ma la musica in generale. Prego. Ma la musica già di per sé è fonte di un qualcosa, di un'energia che può essere in un certo momento un'emozione, un ricordo, un pensiero positivo, e comunque quando si esce fuori e si va nei locali per ballare o comunque per divertirsi, è compito di chi fa la musica, del DJ o della band che sta suonando, emanare le sensazioni e le emozioni che pensa nella sua testa, almeno come faccio io. Io non ho mai una scaletta, non ho mai un programma. Se c'è da suonare rock, suono rock, se c'è da suonare house, suono house, se c'è da suonare commerciale, suono commerciale, e chiaramente guardo chi ho davanti e mi adeguo. Adesso poi che c'è questa inflazione musicale, bisogna veramente trovare una bella energia dentro se stessi. Io ho la fortuna che, nonostante gli anni e nonostante sia 50 anni che faccio questo lavoro qua, quando arrivo in un locale, quando vedo la gente, per me l'energia è questa. Io ho bisogno di vedere la gente che si diverte, che mi saluta, che mi apprezza, e questo mi dà energia, e questa energia io non faccio altro che trasmetterla al pubblico, e il pubblico me la rimanda. È un gioco proprio delle parti, che sia una band che suona, un DJ o un qualsiasi altro evento, chi trasmette la musica emana, e chi la riceve la dà indietro a chi la sta dando. È bellissimo, è una sensazione bellissima. Allora andiamo a vedere il primo video, perché devo correre, che ha mandato Stop, questo DJ che tutti conoscono, perfino il direttore Rosì ha visto, la conosceva, ecco, lei è molto famosa e mi fa piacere. Stop. Ecco, che sia qui, andiamo a vedere il video, poi lo commentiamo. Walked in darkness, my home was the night. They came into my life, showed me brilliant light.
grace that never ends. And you glow in my heart. And you glow in my Allora, direttore Rosin, come commentiamo questo video? Ecco, si ritorna ai tempi dove veramente questa adrenalina c'era, la voglia di seguire questi DJ. Sia DJ. tuttora, ecco, un esempio con Roberto lo è sicuramente, quello che ha detto lui sono parole sagge, ma sicuramente di esperienza e che possono ben far sperare anche per il futuro. Chiaro che la musica è innovazione, è comunque un cambiamento che bisogna sempre in qualche maniera essere aperti a questo tipo di realtà e di scuola, anche se vogliamo. Sicuramente per noi è un punto di riferimento, come abbiamo detto, anche per l'area in cui io vado a ricoprire, che è quella degli anziani, e non solo, perché ti ho detto che sono anche presidente di una squadra di calcio. Appunto, sport, musica. Sport e musica, diciamo che sono i due opposti, i giovani e la parte più anziana, più esperta, più esperienza. Ecco, parliamo dei giovani, ecco, questi giovani molti non vogliono fare sport, hanno lasciato molti, come diceva il direttore, il presidente Ponchio del CONI che ho avuto ospite l'altro giorno, ecco, per fortuna che qualcuno ha iniziato, però ce ne sono molti che non vogliono più saperne, uno sport che costa anche. Cosa vuole dire, direttore? Comunque tutti gli sport fatti in maniera agonistica, questo non devono essere fatti con fatica, ma con un semplice piacere di farlo. Diciamo che condizionano molto quelli che hanno magari delle, come si può dire, delle aspettative che possono andare. Io rappresento il Giorgione Calcio, per cui nell'ambito sportivo e calcistico sicuramente è un riferimento per quanto riguarda la provincia, e per i giovani sicuramente gli posso dire che devono continuare, ma ce ne sono per fortuna che hanno anche delle doti importanti di qualità, e farle emergere con la semplicità. Dove c'è solo sforzo e fatica non si può, bisogna che ci sia anche quello, perché la serietà assolutamente è una componente straordinaria per questo tipo di attività sportiva, ovviamente, e deve continuare la gioia di farlo, e soprattutto magari colgo l'occasione per invitare magari per una festa Roberto anche a Castelfranco, dove ovviamente si può radunare un gran numero di persone che possono facciamo fare. venire anche qua Roberto, visto che ha questa adrenalina, riesce a tirarla fuori, che abbiamo molte persone depresse, perciò Roberto ti chiameremo, verrai qua da noi e faremo delle cose molto importanti. Abbiamo Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al direttore, tutto bello, tutto speciale queste case di accoglienza, però come dico sempre non andrei mai a fare questo lavoro, perché ci vuole prima di tutto la passione e poi lo stipendio senz'altro. Per il tempo che devono correre questo personale, e ho visto che le persone con l'Alzheimer, cioè non presenti, ho trovato le pastiglie sparse nelle coperte e mi dispiace, dovrebbero essere più sicure che le hanno mandate giù. Ho fatto presente e hanno rimediato. Io capisco che il personale è poco in queste case di riposo, però bisogna anche a guardare se le hanno mandate giù queste pastiglie, perché è inutile che sono tutte gentili qua e là e poi trascurano in queste cose, ma perché sono importantissime le pastiglie che li danno. Questo volevo dire. Loro sono gentilissime. Il fatto è che non possono rimanere lì aspettando che questa persona le mandi giù, perché devo correre come matte, ma perché le vedo, non sono lì a guardarsi. E questo mi dispiace, insomma. Ho fatto presente, hanno rimediato, però bisogna stare anche attenti, insomma, con questo, che domani andremo dentro anche noi. E mi fa paura questa cosa qua, dico solo mi fa paura veramente, la ringrazio. Vedi Giusy, prima di rispondere al nostro direttore, volevo dirti
hai fatto bene a dirlo, è giusto, però non si può sparare nel mucchio, perché è successo questa cosa che dappertutto succede questo. Non è così, Giusy, ci sono realtà e realtà. Il problema è che dobbiamo capire è che, come dice giustamente Giusy, ecco l'attenzione che bisogna avere per la fragilità, questo sì, e ha fatto bene a dirlo, però bisogna anche tenere presente che non tutte le realtà sono così, perché capita. Cosa dice il direttore? Assolutamente, colgo l'occasione per dire che nessuno è infallibile da questo punto di vista, ma sicuramente una buona preparazione del personale, questo va sicuramente a sopperire questo tipo di esigenza. Si fa il possibile, è chiaro che se c'è di fronte una figura che magari non è ancora in completa autonomia, questo deve corrispondere a un'attenzione migliore da parte dell'operatore. Noi questo dobbiamo fare, seguire questo tipo di attività, insegnare questo tipo di percorso e cercare di sopperire a tutte questi tipi di esigenze. Non sempre sarà possibile, credo che la signora si rivolgesse in generale alle strutture che ovviamente si stanno dando da fare, e per questo va preso atto, però non è che siano, spero sia un caso isolato e che possa essere sopperito in qualche maniera, ma non sempre è così. Anzi, la formazione che noi giustamente viene fatta quasi annualmente, perché c'è da dire una cosa, il periodo che possiamo segnare prima del Covid e dopo del Covid. Dopo del Covid sono entrate delle, a mio avviso anche giustificate, delle condizioni di preparazione maggiori e da parte dell'organo competente, quello pubblico, le esigenze per la formazione del personale sono più attente, e questo fa sì che si migliori questo tipo di attività, per cui creare questo supporto devo dire che è una necessità. Non bisogna badare sicuramente alle spese da questo punto di vista. La formazione è fondamentale, per cui sì. Però bisogna investire nella formazione, questo è il grande problema. Io ho avuto il direttore dell'ISRA di Treviso, il quale ha detto appunto che è importantissimo che investano su queste strutture, perché veramente ha detto io devo emigrare per andare a trovare personale perché non riesco a trovarlo, vado dappertutto, sto girando dappertutto, è andato anche in Marocco, stanno cercando anche di fare anche delle collaborazioni, perché veramente se non si trova il personale si può formare, però bisogna anche trovarlo. Prego, direttore. Sì, sono d'accordo, è uno degli incentivi che bisogna maggiormente creare da qui al futuro, ecco, fare questo tipo di scuola. Ma come stipendi sono remunerati nella giusta maniera, secondo lei, direttore? Perché anche questo è molto importante. Ovviamente ci sono degli standard che bisogna seguire, ci sono dei contratti nazionali e bisogna stare dentro questo obiettivo. Chiaro, se poi c'è la disponibilità di costituire dei premi maggiori per incentivare, cosa costa un OS? Cosa, diciamo mediamente, naturalmente? Si va da 1.300 a 1.500. Capite bene che non sono stipendi così alti in merito al lavoro che fanno, che veramente, perché ci sono lavori. No, ma sai cosa dico io sempre, direttore? Che in Italia paghiamo quelli che non fanno niente e li paghiamo anche molto bene. Quelli che lavorano veramente, ma che lavorano, li paghiamo sempre poco, perché funziona così, bisogna iniziare anche a dirlo, perché le persone che fanno questi lavori vanno assolutamente pagate, perché ci sono familiari che non vorrebbero mai fare questi lavori. È vero, no, è vero. Diciamo che per quanto mi riguarda io mi aspetto sempre che si migliori questo tipo di progetto, anche perché poi non è solo lo stipendio, ma sono anche poi i costi. Tanto è vero che Giugi ha detto io quel lavoro non lo farei mai, perché bisogna anche capire che parliamo di lavoro, e il lavoro, quello veramente tosto, va premiato. Allora, adesso parliamo con il nostro Fabio Roberto Stoppa. Allora, Sanremo, fra poco parte Sanremo. Ecco, nel suo osservatorio che Sanremo abbiamo visto e cosa si aspetta, Stoppa? Allora, premetto che io Sanremo non l'ho mai seguito, non voglio fare il solito che denigra Sanremo. Sanremo è una vetrina importantissima ed è una manifestazione veramente che dà lustro alla musica italiana. Però o per tempo o perché avevo altre cose da fare, però devo ammettere che da quando ha preso in mano la storia Amadeus, che tra l'altro conosco di persona perché anche lui è nato come DJ e speaker radiofonico qua in provincia di Verona, ha preso un'altra onda. Chiaramente lui è stato bravo a coniugare la musica vera italiana, quella melodica, quella storica, quella che ha fatto quella di Modugno che faceva Volare, o quella di tantissimi altri cantanti italiani, l'ha coniugata
con l'onda musicale nuova, giovanile, e ha fatto sì che negli ultimi anni Sanremo ha avuto un grandissimo successo e ha fatto nascere nuovi grandi talenti, perché non denigriamo tutto. Anche l'anno scorso ci sono state delle canzoni veramente molto molto belle, secondo me. Io personalmente ieri sera ero in un piano bar qui sul Lago di Garda, perché abito fortunatamente in un bel posto qui sul Lago di Garda, e in un piano bar dove la proprietaria è la mamma di Mr. Rain, che l'anno scorso è arrivato secondo o terzo, mi sembra terzo credo, e anche lei musicista, canta benissimo. Ho scambiato 4 chiacchiere con lei e chiaramente apprezzo sia la musica che facciamo noi grandi, ma apprezzo tantissimo anche la musica dei giovani. Certo, certe cose estreme non entrano nella mia ottica musicale, però Sanremo è una bella vetrina e dà lustro veramente, secondo me, alla musica italiana in generale. Adesso va benissimo perché c'è questo bel medley tra giovani che propongono la musica che chiaramente è attuale, la musica che piace a loro, e i cantanti che hanno fatto la storia della musica romantica o tradizionale italiana. Dunque io voto per Sanremo. Allora, un'altra cosa che vorremmo capire, noi abbiamo i Jalis che sono, specialmente lei è nata qui a Oderzo, però da anni non riescono a inserirsi in un contesto di Sanremo. Le loro canzoni vengono sempre bocciate, Roberto, noi abbiamo sentito, io li ho avuto anche ospiti, e sono anche delle belle canzoni. Cosa succede secondo lei? Come funziona? Perché a casa dicevano, ma come, sentiamo delle canzoni orribili e poi lasciano fuori questi, forse perché non sono di Roma, a parte che lui è romano, il marito di lei, però come funziona? Lei che se ne intende, entra in case discografiche, com'è la storia? Esatto. Sono meccanismi talmente... Io ci sono stato dentro perché 30 anni fa, 27 anni fa, ero stato anch'io selezionato per Sanremo. Tra l'altro avevo un produttore strafamoso che era Guido Elmi, che è stato il primo produttore di Vasco Rossi. Quando mi ha visto lì su un palco del video che avete tra l'altro mandato in onda prima, con i capelli lunghi così, ha detto: tu sei un personaggio da far esplodere. Io avevo fatto delle canzoni, ne avevo fatta una proprio scritta da me come testo con dei miei amici musicisti, che era adattissima a Sanremo, e la trovo ancora adesso bellissima. Però quando è arrivato il punto di essere selezionato, lì qualcuno, non sto lì a far nomi così, qualcuno mi aveva chiesto un bel po' di soldi, al che ci siamo bloccati come produzione e non è andata in porto la cosa. E adesso non dico che è tutto una questione di soldi, però chiaramente bisogna che la canzone sia anche bella, questo è il minimo, o che abbia un testo che esprima un qualcosa di sensato e di positivo, o comunque di logico. Però sicuramente le conoscenze e gli aiutini, come in tutti i lavori, soprattutto in Italia, se hai la spintarella arrivi ovunque, e Sanremo penso sia proprio il caso tipico di questo. Se hai la spintarella, bene o male, riesci ad arrivare dove devi arrivare. Questa mattina non l'ha detto la Mirella, ma l'ha detto Roberto Stoppa, famoso DJ, perché io lo dico tutte le mattine: se non sei nel cerchio magico, se non hai le conoscenze giuste e se non hai grana, meglio te stai in casa e ti fai solo che male. Questa è la verità, specialmente italiana. Il direttore ride, ma noi diciamo che è la verità, perché funziona così, punto e basta. Di sicuro la figlia del politico trova posto, non c'è nessun problema, e anche bei posti, tutto regolare. Naturalmente ci mancherebbe che non fosse regolare, però quello che non gira da quella parte, proprio lui il posto di lavoro se lo sogna, anche se partecipa al bando non arriverà mai, perché è già stato assegnato. Che vengono a dirmi che non è così e poi vediamo chi ha ragione. Allora, come ci saluti, Roberto? Ma io vi saluto intanto sperando di venire a fare una serata, come ha detto l'amico Fabio, a Castelfranco. Io ho dei format assieme a un mio amico molto forti, soprattutto l'estate, facciamo degli spettacoloni, come avete visto, dove facciamo divertire veramente tutti, dai giovanissimi ai grandissimi. Si chiama DJ Reunion, vedete anche il logo lì nella mia maglietta che ho messo lì dietro.
Mi auguro di vedervi presto, magari Mirella quando vuoi mi inviti in studio, vengo a trovarti, facciamo altre 4 chiacchiere. Sì, così poi ti porto a Villa Margherita con l'idea di fare qualcosa per le fragilità, perché di queste non si parla mai, hanno bisogno di divertirsi anche loro, perché quelli che hanno pagato di più sono loro. Ti interrompo, ti rubo un altro secondo. Io quando abitavo dove sono nato, cioè a Legnago, in provincia di Verona, ho fatto per 30 anni, avendo tanto tempo libero, perché durante la settimana io sono libero, generalmente lavoro il weekend soprattutto, d'estate quasi tutti i giorni, però d'inverno si lavora il weekend. Ho sempre fatto volontariato in una struttura di handicappati, ma quelli molto molto pesanti, ed è lì che ho imparato a fare anche un po' il cuoco, perché faccio bene anche da mangiare, e ho avuto veramente, per me è stata una scuola di vita incredibile. Mi ha aiutato tantissimo nella mia vita. Tra le altre cose, io da 30 anni vado sempre in Africa, faccio delle cose anche in Africa, faccio anche musica nei beach party, però faccio anche delle cose con gli abitanti del luogo, aiuto delle persone, e questo lo consiglio un po' a tutti. Un po' se avete del tempo, se avete un po' di entusiasmo, bisogna imparare a donare. Però Roberto, non chiamiamoli più con quell'orribile nome che tu hai detto, perché io non lo sopporto, ma non sopporto neanche chiamarli disabili. Sai come li chiamo io? Diversamente agili, perché si muovono solo in maniera diversa. Ecco, esatto. Vedi qua, devi migliorare, perché non si possono chiamare con quel nome, ma diversamente agili, che hanno un nome e cognome. Perciò verrai a Treviso e ti farò fare penitenza per quello che hai detto. Vengo volentieri. Ciao Roberto, grazie infinite, grazie, buon lavoro. Un saluto a Roberto. Grazie, a presto, ciao. Grazie, direttore, come ci saluta? Con piacere, come ha fatto Roberto, con la speranza di ritrovarci magari a condividere un tempo e uno spazio anche con la musica a Castelfranco, ovviamente, visto che rappresento con generosità la squadra del Giorgione Calcio, che per me è molto importante, e poi sono anche papà di un bambino diversamente abile, per cui anche questo agile, come hai detto tu, e sicuramente questo aiuta non poco questo tipo di attività, e sempre nel futuro nel migliorarsi e di creare qualcosa di propositivo. Non sempre guardando al profitto, ma guardando a quello che a uno piace, sia dallo sport che nel lavoro. Bravissimo. Per me è fondamentale. Grazie al direttore Casa Saluti. Bernadette Fabio Rosin, che è stato con noi, grazie ancora, grazie a Stoppa Pubblicità. Ciao, io sono Stefano Zanatta, faccio parte della Federazione Italiana Cuochi. Oggi siamo qui per dare un contributo della nostra associazione a questa associazione, proprio per garantire col discorso dei disabili, che anche noi ce l'abbiamo molto a cuore, perché per noi i disabili sono volontari, ragazzi che stanno sempre al nostro fianco per dare una mano a tutto quello che è il settore anche alimentare. Vi porto un esempio: io collaboro con un'azienda, con una casa di disabili a San Polo di Piave, Casa Vittoria, con cui lì abbiamo dei ragazzi che lavorano all'interno, fanno dei camerieri, sono in cucina con noi e praticamente ci danno una mano in quanto a servire e a dare la possibilità di essere presenti assieme a noi, insomma. Quindi la nostra disabilità, la loro disabilità è per noi una cosa molto a cuore, insomma. Tutto là. Oggi siamo qui in Villa Margherita, se non sbaglio, esatto, e io e il mio collega stiamo qui che stiamo dando praticamente delle fettine di tiramisù. Sono Gianni Bonaldo, sono qui oggi a collaborare con il nostro presidente regionale del DSE e mi chiedeva qualcuno: ma come mai voi fate questo? Beh, siamo stati in campi dove c'erano il terremoto e ci siamo innamorati di questo tipo di attività. Io ho fatto un'esperienza in Emilia Romagna e l'ultima è stata purtroppo in Centro Italia, ad Amatrice. Qui prima ho fatto vedere una medaglia, che è la medaglia dove noi abbiamo frequentato in più occasioni attraverso la nostra federazione, che è la FIC DSE, a collaborare con i ragazzi che avevano bisogno.
Nella provincia di Treviso una cinquantina, ma dovremmo superarli perché siamo in fase di iscrizioni e pertanto siamo un numero abbastanza folto. Però noi facciamo capo alla DSE nazionale e lì siamo molti, ma molti di più. La FIC credo, mi sembra siano sui 17-18 mila iscritti, pertanto i volontari che poi eventualmente noi avremo bisogno ci sono. Speriamo però di non essere mai interessati da questo tipo di attività. Allora io ringrazio veramente tanto, ma veramente tanto, Fabio Mariuzzo, presidente Assocuochi Treviso, che è qui in presenza con Mirella, ma saluto anche Bonaldo, ma saluto anche Stefano Zanatta, saluto questi grandi amici che mi hanno supportato anche su percorsi molto difficili, sempre però per rivolgersi alle fragilità, per farli divertire, per farli mangiare bene, per staccare la spina finalmente, ma saluto anche da Vicenza Anna Albarello Baschirotto. Ciao Anna. Mirella, tu, ciao Mirella. Non riesco proprio. Ciao Anna, grazie di essere qui anche tu con noi, cofondatrice Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Grazie Anna di spiegarci com'è la situazione, come si sta aprendo questo 2024. Allora partirei proprio da Fabio Mariuzzi. Io vedo un nastrino rosso, perché? Il nastrino rosso è per un percorso che abbiamo cominciato già ancora l'anno scorso sull'attenzione sulla violenza sulle donne, questo soprattutto portato avanti dalle nostre lady chef, che è la parte femminile appunto dell'Associazione Cuochi di Treviso e anche a livello nazionale. E con loro appunto abbiamo cominciato un percorso che è iniziato a Castelfranco con una manifestazione, un piccolo evento realizzato proprio sulle vie del Giorgione, sul giardino, e lì sotto abbiamo praticamente manifestato e detto il primo no alla violenza sulle donne. Il 25 gennaio presso il ristorante Vecchio Borgo da Maurizio Spadetto abbiamo fatto questa cena che è andata sold out in poco tempo perché abbiamo superato le 100 presenze, infatti gli ospiti erano anche un po' strettini, però tutti contenti di essere presenti, ed erano presenti anche le ragazze del 118 del pronto soccorso, che loro collaborano appunto nel punto rosa, che sono all'interno dei pronto soccorsi, questi nuovi possibilità che c'è all'interno del pronto soccorso di accedere alle donne che subiscono violenza o altro e avere un trattamento riservato e in completo anonimato, per essere protette appunto da quello che possono subire durante le violenze eccetera. E di conseguenza diciamo con questa è stata una serata molto formativa, perché erano presenti appunto le dottoresse che ci hanno parlato di cosa succede all'interno dei centri antiviolenza, come viene affrontato appunto il percorso riabilitativo per le donne, e soprattutto adesso si è cominciato anche un percorso di formazione per i mariti, per i compagni di queste donne che capiscono gli errori che hanno commesso e vogliono praticamente cambiare e tornare ad essere delle persone un po' più all'interno del ceto familiare, che riescono a gestire diciamo, la loro violenza, la loro cattiveria. E questo diciamo, è stato veramente un momento molto importante, perché appunto tutto il ricavato, abbiamo raggiunto più di 2.500 euro, verrà donato ai centri antiviolenza appunto del Veneto, della marca trevigiana. Adesso appunto verranno divisi tra i vari centri, e questo percorso logicamente non si esaurisce qua, ma continuerà appunto in un percorso itinerante su altri ristoranti, con altre cene per la raccolta sempre di fondi, anche perché appunto nei centri antiviolenza, soprattutto nelle case rifugio, le difficoltà economiche, visto diciamo, le sovvenzioni sono molto basse, si parla di pochi euro al giorno anche per i pasti delle persone che sono accolte in queste case rifugio. Di conseguenza il nostro aiuto potrebbe essere molto importante. L'aiuto nostro diciamo, sarà quello di cucinare e di preparare le cene, poi saranno appunto gli ospiti che partecipano a queste cene che daranno forza a questi contributi, a questo aiuto per le donne e per riuscire a uscire da questa piaga che... E devo dire che la verità nel nostro territorio questa solidarietà non manca mai, però veramente abbiamo sentito anche sold out a queste cene, perché si capisce l'importanza di partecipare, perché poi oltre a divertirsi e a mangiare bene poi esatto. Va in solidarietà. Però un'altra cosa che volevo chiederti, Presidente, ma tutti fanno da mangiare, tutti velocissimi, tin pronto tutto, ma è così semplice far da mangiare? Sì. Cioè, io veramente faccio un punto di domanda, mi sembra così strana sta roba, metti in forno, tira fuori, tutto pronto, cioè non ci vuole tempo per fare da mangiare. Diciamo che la passione per la cucina appunto nasce come dalla stessa passione, di conseguenza è il tempo per far crescere
crescere, per fare diventare qualcosa importante come un piatto, qualsiasi cosa vogliamo preparare ha bisogno del suo tempo, della sua dedizione, e se poi andiamo alla ricerca di quelli che sono gli antichi sapori, la nostra tradizione culinaria veneta, e che parte proprio dalla campagna, la trasformazione del prodotto fresco fino al prodotto finito, fino ad avere il nostro piatto pronto in tavola, logicamente ci vuole tutto il suo tempo, perché non si tratta più di come si vede un po' in televisione, dove la maggior parte dei prodotti sono già pronti, arrivi già, è già tutto preparato, di conseguenza devi avere la cura di prendere le verdure, prepararle, tagliarle, poi ogni verdura ha la sua diversità di cottura, i suoi tempi di cottura diversi, devono essere trattate con gentilezza anche per avere il meglio da questi Si vede come prodotti. parla il Presidente, gentilezza nel trattare anche le verdure. Diciamo che quando si cucina è importante avere appunto la voglia e la gentilezza di trattare gli alimenti con le giuste conoscenze in maniera adeguata, appunto per avere il massimo di un risultato. Anche un semplice fagiolo, se trattato nella giusta maniera, può dare una zuppa di fagioli che potrebbe essere eccezionale. E così parliamo anche delle nostre carni. Le nostre carni in Veneto abbiamo ancora una grandissima produzione di carni particolari molto ricercate, e che se appunto messe nelle buone mani di non solo un cuoco, ma anche in una buona casalinga, che poi sappiamo benissimo che molto spesso anche noi cuochi mangiamo di tutto, di più nei nostri ristoranti, però al tornare alle case, quando si mangia nella casa della mamma, nella casa di qualche amico, eccetera, c'è quel tocco di personalità che difficilmente magari lo troviamo nei nostri ristoranti, perché poi uno quando cucina nella sua casa ha una cucina più piccolina, più limitata, e riesce a creare dei prodotti veramente eccezionali, e soprattutto perché poi chi cucina nelle case molto spesso va dal contadino di fiducia piuttosto che dal macellaio di fiducia, di conseguenza c'è anche una ricerca del prodotto nella materia prima, no? Mentre nel ristorante o nelle aziende più grosse di ristorazione c'è la catena, diciamo, alimentare che segue l'industria più che il vero contadino. Infatti, diciamo, l'importanza che hanno i nostri ristoranti, le nostre piccole trattorie del luogo è quello che vanno a stimolare, vanno alla ricerca dei prodotti dei contadini. C'era un famoso detto che dove si fermano i camionisti in trattoria mangi sempre benissimo. Esatto. È ancora vera questa storia, esatto. Mariuzzo? Beh, diciamo che ormai i camionisti ce ne sono, sì, sono sempre anche loro sempre più di corsa, di conseguenza si vedono sempre meno file di camion fuori dai ristoranti, ma appunto perché le ultime regole, soprattutto sul trasporto, hanno messo molti paletti, e quindi diciamo chi guida i camion fa molto meno strada e molto meno ore di servizio rispetto ad un tempo. Diciamo che i ristoranti dove si mangia bene li si vede sempre perché sono sempre pieni, c'è la coda fuori, e proprio perché poi lì all'interno molto spesso sono ristoranti gestiti da famiglie, e quando c'è una famiglia c'è la passione, c'è la voglia di seguire. Attira ancora, Mariuzzo, la parola trattoria che ristorante? Guarda, dicevo prima, abbiamo fatto anche questa cena sulla violenza sulle donne e abbiamo fatto un sold out su una trattoria al Vecchio Borgo. Abbiamo fatto a maggio un'altra cena appunto sempre di solidarietà per una raccolta fondi, in quel tempo era per l'Emilia Romagna, e anche lì siamo andati in sold out. E quindi posso dire sì che dalla mia esperienza le trattorie funzionano bene. Io vengo da un'esperienza molto importante in una trattoria storica nella zona di San Donà di Piave, e è sempre stato importante il nome trattoria perché regala un po' quel senso di cucina casalinga, cucina semplice, dove ci sono le cose più classiche della nostra cucina, non ci sono mai piatti stellati o qualcosa di particolare, ma si trova sicuramente elaborati. Esatto, è la cucina più semplice dove tutti noi ci riconosciamo. Tutto passa di moda, ma la parola trattoria evidentemente no, rimane nel nostro cuore. Qual è il piatto più ricercato oppure quello più richiesto? Diciamo, quando si va in trattoria si ricerca sempre, in trattoria o in ristorante, si cerca sempre quello che è un po' più difficile da fare a casa, perché poi la bistecca la possiamo fare tutti, o la pasta al pomodoro la possiamo fare tutti a casa. Nei ristoranti di pesce quello che va molto di moda, logicamente, a parte gli antipasti che poi sono composti di una miriade di prodotti, di conseguenza a farli a casa è molto difficile, di conseguenza la varietà di antipasti nel ristorante è molto ricercata. Quello che sono poi i piatti
i secondi importanti sono sempre il fritto misto, se andiamo sul pesce, o la grigliata di pesce, la grigliata di carne, le carni fatte al forno, quindi le cotture lunghe. Tradizionali, le diciamo, tradizionali, avete sentito, questo è. Allora salutiamo anche Anna Alberello Baschirotto, ecco, parliamo anche di altre cose, anche se so che anche Anna Alberello e il suo marito, il professor Giuseppe Baschirotto, amano la buona cucina, la cucina anche tradizionale, quella magari anche a chilometro zero con i prodotti. Ecco, invece com'è la situazione, Anna, in questo 2024 che si apre per la ricerca, tecnologia, scienza, ricerca? Abbiamo visto di tutto e di più, abbiamo visto queste persone che iniziano a mettersi i microchip, questa intelligenza artificiale, ecco, Elon Musk che ne combina una al secondo. Com'è la situazione, Baschirotto? Ecco, allora queste sono ricerche per il futuro, diciamo, ricerche per un futuro anche prossimo. E ecco, noi siamo alle prese con la ricerca di una cura per le nostre malattie, che sono malattie gravi, invalidanti, sono tante, no? Come sai, Mirella, ci stiamo dedicando la nostra vita a questo, e abbiamo finanziato il primo anno, per esempio, del progetto di terapia, la terapia genica della malattia di Lafora, una grave forma di epilessia che porta i ragazzi a morire in pochi anni, si manifesta nell'adolescenza e poi in pochi anni porta alla morte, con questa gravissima malattia metabolica che porta anche a una devastante epilessia. Proprio ieri sera, guarda, e lo dico veramente con tanta sofferenza, abbiamo ricevuto un appello da una famiglia della striscia di Gaza, dove c'è appunto una ragazza con questa malattia, e si chiama Zaina, ha una grandissima, sono peggiorate le crisi e tutti gli ospedali sono distrutti, i neurologi non ci sono più, e lei ci ha mandato un appello per riuscire a portare la figlia e la sua famiglia in Italia o in qualche altro paese per poterla curare, per poter curare questa sua malattia. Ecco allora che, diciamo, c'è quest'anno sapere che una guerra è in corso e che all'interno di questa guerra c'è chi, oltre ad avere la grande sofferenza, la tragedia della guerra, ha anche una malattia incurabile, ecco, veramente ci fa capire quanto sia grave il momento e quanto sia importante fare qualcosa per queste situazioni. Allora, una cosa che ritengo utile anche a dirsi, Anna Baschirotto, delle volte critichiamo sempre questo paese, la politica, io poi non ne parliamo, però poi mi trovo ad essere orgogliosa del mio paese quando sento di questi arrivi, di questi ospedali, di questi eccezionali primari chirurghi che abbiamo, medici che accolgono la disperazione, che accolgono anche in maniera molto competente, quasi sempre riescono a salvare queste creature che non hanno nessuna colpa solo di essere nate nel posto sbagliato, al momento sbagliato o anche viverci. E di questo sono orgogliosa del mio paese, dico ma guarda cosa riusciamo a fare, ecco, le portiamo, le curiamo, li coccoliamo, cerchiamo di dare il massimo di noi stessi, è vero? Cosa dici, Presidente? È verissimo, soprattutto diciamo per l'eccellenza della nostra sanità che è veramente ai primi posti sia in Italia che in Europa. E soprattutto anche perché l'attenzione che abbiamo nei nostri ospedali, le varie persone che lavorano all'interno degli ospedali hanno quel tocco molto familiare, sono sempre presenti. Anche io ho avuto, diciamo, negli ultimi anni familiari in ospedale eccetera, e ho sempre toccato con mano questi reparti dove le infermiere sono molto attenti, sono molto vicini, i medici hanno questo rapporto di parlarti, di spiegarti le problematiche eccetera, e si trova sempre un grande appoggio negli ospedali e un po' di attenzione e di cura. E poi ci sono tutte le associazioni che collaborano all'interno degli ospedali che ci permettono appunto di avere questi, soprattutto anche nei reparti neonatali dove sono bambini piccoli eccetera, i clown, piuttosto che la musicoterapia, piuttosto che queste, ci sono varie associazioni dietro che rendono questi diciamo
questi reparti difficili, però danno quel tocco di umanità, hanno quel tocco di sensibilità verso queste creature che sono in questi reparti molto difficili. Noi abbiamo collaborato anche l'anno scorso con l'associazione appunto di musicoterapia, la musica di Angela, per fare appunto un evento dove è stata fatta una raccolta fondi per la musicoterapia, e abbiamo visto proprio nel reparto come si muovono, come creano questi momenti musicali all'interno del reparto di oncoematologia di Treviso, e quindi è stato veramente qualcosa che ti prende il cuore, no? Fa molto piacere sentire questo. Anna Alberello Baschirotto, quello che veramente sentiamo anche da molti esperti che ho quasi tutte le mattine, ricercatori, scienziati, medici, chirurghi, l'importanza di fare prevenzione e di investire nella ricerca. Ecco, soprattutto investire nella ricerca, l'abbiamo sentito, è stato dimostrato con i vaccini che sono arrivati. Ecco, cos'è che ti preoccupa di più, Anna? Ecco, noi stiamo dedicando la nostra vita alla ricerca e all'assistenza di queste malattie rare, che come sai sono 8.000. Ecco, il punto importante è continuare a sostenere la ricerca, continuare a portarla avanti, perché l'assistenza è fondamentale, ma anche è fondamentale trovare delle terapie per malattie che non ne hanno. Non ne hanno perché sappiamo che sono poco remunerative per le industrie farmaceutiche, che non comportano quindi un profitto, e sono pertanto gli enti come i nostri, le fondazioni e le associazioni, che si occupano di questo. Ecco, adesso questa immagine che voi vedete è una bellissima iniziativa di sensibilizzazione creata da Giuseppe, da mio marito Giuseppe Baschirotto, che è anche il presidente, il quale ha diciamo, sensibilizzato le scuole a lavorare sul DNA. Ecco, molte scuole che hanno presentato dei progetti, qui vedete il momento della premiazione, è avvenuto proprio pochi giorni fa, c'è il presidente della provincia di Vicenza Nardin, c'è il direttore del giornale di Vicenza, c'è il direttore della fiera, c'è mio marito, ci sono alcuni rappresentanti delle scuole che hanno vinto, selezionato, per cui è stato selezionato il progetto e hanno avuto il riconoscimento nella progettazione di un anello ispirato al DNA che verrà consegnato poi, una volta realizzato ovviamente da qualche ente diciamo che lo donerà, e verrà consegnato ad un grande scienziato che ha aggiunto un anello alla catena delle conoscenze della genetica e ha fatto importanti scoperte. Ecco allora che anche questo è un modo per sensibilizzare i giovani alla genetica e alla ricerca. E quello che abbiamo visto, che vediamo nelle foto, Anna, sono dei giovani, veramente dei giovani che stanno cercando di dare il meglio di loro stessi. Ecco, dobbiamo valorizzare, ecco, il lavoro anche che voi fate di valorizzare i giovani, anche poi dove vanno a fare questi stage, la preparazione, la serietà, la competenza, sempre l'occhio vigile naturalmente, perché quando sono in gruppo ne combinano di tutti i colori, non tutti ma molti. Prego, certo. Presidente. Certo, diciamo che vedere i ragazzi quando dalla scuola arrivano a fare gli stage sono sempre momenti molto belli, a volte divertenti, a volte un po' difficili, un po' dipende sempre dai ragazzi che si trovano. Però la fortuna che abbiamo noi è quando i ragazzi vengono negli stage, la maggior parte sono piccoli gruppi oppure sono singoli individui, quindi c'è un ragazzo o una ragazza per cucina e di conseguenza è molto facile per noi seguirli, quindi essere vicino a loro e trasmettergli il nostro sapere e le nostre conoscenze. Infatti molto spesso dopo lo stage si instaura un rapporto quasi di amicizia o di fiducia, dove molto spesso i ragazzi ritornano anche a lavorare, magari per fare qualche fine settimana, oppure se c'è la stagione estiva fanno la stagione estiva nel ristorante dove sono stati a fare lo stage, appunto per questo buon rapporto che si viene a creare, in quanto essendo in pochi è molto più intimo. Capita, diciamo, nelle cucine più grandi dove ci sono magari 3-4 stagisti che arrivano e allora lì è la capacità dello chef che deve metterli un po' in riga, e logicamente, magari essendoci anche varie brigate all'interno della cucina, riesce a dividerli uno dall'altro in maniera che ognuno abbia il suo tutor, il suo chef che lo segue, e di conseguenza si riesce a ottenere degli ottimi
primi lavori. Siamo usciti questa settimana anche dalla fiera di Caorle, dove ci sono state appunto le gare di miglior allievo del Veneto, e quindi tra le 7 province sono stati selezionati, ogni scuola ha mandato un ragazzo, che sono state fatte le preselezioni a dicembre, un ragazzo per ogni scuola, e abbiamo fatto appunto 7 ragazzi per 7 province, hanno gareggiato, e tra l'altro abbiamo avuto anche complimenti a Manuel Bresolin, che è dell'ADF di Valdobbiadene, che è diventato il migliore allievo per il Veneto, e andrà a Rimini a gareggiare per le nazionali, i nostri ragazzi, esatto. E abbiamo anche un altro ragazzo che invece è allievo di pasticceria, e di conseguenza ha preso anche lui il primo premio come allievo di pasticceria, e anche lui andrà a Rimini per le gare, che è della scuola Maffioli, della sede distaccata di Pieve del Grappa. E quindi vedere questi ragazzi che sono molto agitati, perché poi quando si arriva alla gara logicamente c'è la tensione, c'è la preoccupazione, no? Però vedere la devozione e la passione con cui creano questi piatti, li studiano, perché poi ci vuole molto tempo partecipare a una gara come quella che abbiamo fatto lunedì e martedì a Caorle. Ci vuole tempo di preparazione, ci vuole impegno, ci vuole ricerca, perché appunto bisogna creare nel giro di 40 minuti, al massimo un'ora, tutto il piatto, e in quel caso ogni allievo deve portare con sé quasi tutto il materiale, di conseguenza ci vuole proprio una preparazione anche mentale, Ma sono veloci questi ragazzi, perché molti dicono che non hanno manualità, voi cosa vedete? Diciamo che allora, sui ragazzi la mancanza di manualità, penso che anch'io quando ero ragazzo non avevo molta manualità, ogni tanto passava lo chef dietro a darmi qualche calcetto, a dirmi muoviti, oppure si metteva a fianco a me a tagliare la carne o le patate, e dovevo stare al suo ritmo, infatti molto spesso poi c'erano le punte delle dita che partivano. E quindi la manualità si fa con l'esperienza, non si può, purtroppo nel nostro lavoro poi in una cucina si fanno centinaia di lavori diversi, no? Ogni giorno, di conseguenza imparare a farli tutti in maniera veloce, bisogna solo avere la pazienza imparare. Esatto. Allora Anna Baschirotto, i ragazzi e le malattie rare, ecco, questa conoscenza, l'intriga, abbiamo visto queste foto di questi premi, e complimenti ancora a te e anche al professor Baschirotto. Ecco, come li vedi dal tuo osservatorio? Che ragazzi vedi, Anna? Questi ragazzi sono stati veramente molto sensibilizzati da questo concorso, e vedo anche una sintonia tra quello che ha detto il Presidente e quello che facciamo anche noi, no? Rivolte ai giovani, perché chiaramente anche noi presso il nostro laboratorio di genetica medica qui in istituto formiamo dei giovani attraverso anche l'alternanza scuola-lavoro, ma anche assumendoli direttamente qui da noi, dei biologi, dei biotecnologi. E in questo periodo poi, è febbraio, e quindi è il mese delle malattie rare, perché il 29 febbraio si celebra la giornata delle malattie rare, avremo qui proprio delle scolaresche che verranno per una giornata intera a trovare nel nostro laboratorio la formazione e la conferma di tutto quello che hanno imparato nei libri. Noi apriremo quindi le porte e saranno i nostri ricercatori a loro disposizione per questo lavoro di formazione. Accoglieremo anche alcuni studenti per l'alternanza scuola-lavoro, e continueremo anche noi questa preziosissima attività di formazione dei giovani, che è importante in tutti i settori, da quello dell'alta cucina a quello della ricerca e a quello di ogni attività formativa per il lavoro. Allora, sono passati tanti anni, diversi anni diciamo, ma anche sempre tanti, per questa fondazione fantastica della famiglia Baschirotto, di Mauro Baschirotto, questo ragazzo, questo figlio che è mancato, e loro stanno dando la vita per cercare di capire queste malattie rare, ma soprattutto l'importanza che tu già mi dicevi allora con tuo marito, che saluto tantissimo, della ricerca sul DNA. Avete visto in pochi anni cosa sono riusciti a fare, l'importanza del DNA, ecco, che ci fa capire e risolvere molte soluzioni. Perché non si capiva e non si investiva su questo
Anna, cos'era che fermava? Voi siete stati pionieri quasi, prego. Sì, diciamo che quello che ho detto prima, no? La difficoltà a fare ricerca su malattie, perché il DNA è coinvolto, diciamo, in tutta la nostra vita e anche nelle malattie genetiche e, diciamo, e anche in malattie che per il momento non sono considerate genetiche. Però ecco, sostanzialmente le malattie genetiche per definizione sono rare, no? E quindi questo ferma molto la ricerca su queste malattie, perché non sono, come ti dicevo, non sono remunerative e comportano però per le famiglie, per i malati un carico terribile, no? Gestionale, emotivo, c'è una sfida per continuare a far vivere i figli. Pensate che anche, diciamo, ci sono delle famiglie che non riescono veramente a gestire queste situazioni di grande invalidità che comportano queste malattie. Quindi grande difficoltà invece a cogliere questa realtà da parte di chi deve portare avanti la ricerca, di chi deve fare ricerca. Ecco, noi abbiamo capito già nel lontano 1992 che la sfida per trovare una cura era la terapia genica, quindi intervenire a curare quel difetto del DNA che provoca quel terribile problema che è una malattia genetica, magari anche di tipo neurodegenerativo. Ecco, e da lì è partito questo nostro progetto finanziato per oltre 11 anni presso San Raffaele di Milano, che alla fine ha portato alla cura della leucodistrofia metacromatica. E questo ci è stato riconosciuto anche recentemente dai ricercatori della San Raffaele di Milano, da Telethon e anche veramente da tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. La sfida adesso è appunto la malattia di Lafora, ma ce ne sono tante altre. Stiamo sostenendo noi questo enorme sforzo di finanziare con 150.000 euro la ricerca, ma ci sono tante altre malattie che andrebbero portate avanti. E fai bene a dirlo, Anna, fai molto bene a dirlo e speriamo che qualcuno riesca a capire, siccome il tempo corre è tiranno, ma siccome si avvicina anche mezzogiorno, le ore 12, numero magico per noi perché a mezzogiorno si pranza, noi abbiamo fissi, si pranza alle 12, massimo alle 13, poi alle 19:30, 8:30 arriviamo, certo. Poi basta, noi siamo proprio squadrati in questo, non c'è niente da fare. Una ricetta, che ricetta vogliamo dare questa mattina? Una ricetta facile, qualcosa di sbrigativo ma molto gustoso? Oddio, adesso mi prende su due piedi così, non mi ero preparato, non so. Vedrete adesso cosa dai, una qualcosa. Ma qualcosa di semplice e facile, diciamo che si può anche un po' stupire gli ospiti, quindi va bene da fare sia... Magari adesso arriva San Valentino e quindi se qualche donzella o qualche bravo ragazzo vuole stupire la sua lady con un piatto semplice, un'entratina, un piatto diciamo di antipasto molto semplice da preparare, potrebbe essere fare uno sformatino di verdura che è sicuramente di bel effetto, ha un gusto molto giustamente legato un po' alla verdura che andremo a usare, perché possiamo usare il radicchio, possiamo usare la zucca che sono prodotti di stagione, ma poi è un piatto diciamo che è molto facile perché si presta a tutte le operazioni fatte con le verdure. Una volta che abbiamo la verdura cotta possiamo decidere di farlo con le melanzane, con i peperoni, con le zucchine, quindi lascia a voi la possibilità di fare quello... Sì, ma come si fa? Perché un sì, perché okay. È facile a parole, ma se me lo metto a fare io a posto. Prego, Presidente, ci dica. Diciamo che noi abbiamo bisogno, per questo piatto, diciamo, di circa 500 grammi di verdura cotta, quindi come dicevamo prima può essere il radicchio saltato, la zucca cotta al forno, piuttosto che le melanzane al funghetto, oppure dei funghi saltati, in qualsiasi caso di solito si sceglie solo un tipo di verdura per avere un gusto caratteristico. Sui 500 grammi di questa verdura li vengono messi su una ciotola, aggiungiamo 2 uova intere, 2 rossi, 200 grammi di panna
la panna e 200 grammi di formaggio grattugiato, può essere un buon parmigiano, un buon grana, o anche se nelle nostre latterie ci sono questi formaggi stagionati, invecchiati, che sono quasi meglio del grana, quindi si può usare anche un formaggio molto stagionato, grattugiato. Quindi abbiamo detto 500 grammi di verdura, 2 uova intere, 2 rossi, 200 grammi di panna e 200 grammi di formaggio grattugiato, quindi è anche facile da ricordare, non si fa tanta fatica. Si prende con questa ciotola, se volete tenere i pezzettoni di verdura potete semplicemente mescolare le verdure così, oppure se volete creare qualcosa di più cremoso andiamo con un pinner a immersione a frullare leggermente queste verdure con le uova e con la panna e i formaggi e abbiamo pronto il nostro composto. Se volete fare appunto delle monoporzioni possiamo prendere degli stampini che si trovano facilmente in commercio in alluminio da 100 grammi, 150 grammi, così ognuno ha la sua porzione eccetera. Gli vengono leggermente imburrati o passati con un po' di olio e andiamo a mettere parte di questo composto su ognuno degli stampini, di solito sono sui 100-120 grammi per ogni stampino che così si crea la giusta porzione. Lo stampino, una volta riempito con il nostro ripieno, va semplicemente messo in forno a 170-160 gradi una ventina di minuti, ma poi si vede perché quando sarà in forno comincerà ad alzarsi e quando avrà superato di circa un buon dito lo stampino vuol dire che il prodotto è cotto. Comunque 20 minuti di forno di solito servono sempre. Appena sfornato, appena si sforna, si può capovolgere sottosopra sul piatto, si può servire direttamente, si può aggiungere una crema di formaggi se uno preferisce una salsa appunto gorgonzola, una salsa al parmigiano, o si può mangiare anche direttamente così in maniera molto semplice e logicamente caldo, appena sfornato si sentiranno tutti i profumi delle verdure che abbiamo usato, il formaggio che c'è all'interno e da un antipasto anche un primo piatto di sicuro effetto, semplice. Avete sentito? Ve l'avevo detto che in poco tempo avrebbe dato una ricetta fantastica. Cosa ne pensi, Anna Baschirotto, e come ci saluti? Guarda, io penso che possa essere veramente piacevole un antipasto oppure un primo piatto così. Ecco, magari fosse così semplice dare una ricetta per diciamo la cura di una malattia, però ecco, mi ha fatto molto piacere conoscere il Presidente attraverso questa trasmissione e vi lancio una sfida: perché non fare una cena per la ricerca per le malattie rare? Ecco, potrebbe essere una bella idea. E quindi la lancio, vediamo se qualcuno la coglie. Beh, di sicuro penso, visto la sensibilità, prego. Sarà la nostra premura, ci terremo in contatto appunto con la signora Anna e vedremo appunto di creare qualcosa assieme perché merita, e noi già con Teleton abbiamo negli anni, grazie anche al nostro evento che viene organizzato a Treviso assieme col Tiramisù di Treviso, e quindi che la giornata dedicata appunto al tiramisù, il Tiramisù Day, c'è l'associazione appunto Tiramisù di Treviso assieme a Succuoghi Treviso che ogni anno prepara questo evento, e negli anni abbiamo racimolato una bella cifra che è stata donata appunto a dicembre, è stata portata a San Raffaele l'assegno diciamo un po' di 80.000 euro che nei 6 anni di Tiramisù ogni anno sono stati raccolti queste cifre, sommandole assieme hanno fatto cifre importanti, questa cifra importante, quindi dobbiamo ringraziare tutti coloro che, i Teleton, ma tutti i volontari che la domenica, e non solo la domenica perché l'organizzazione è già attiva in questi giorni, stanno già lavorando per portare a casa questo importante evento che vede migliaia di persone al centro di Treviso, più di 10.000 porzioni di tiramisù vendute, gli sponsor che sostengono queste attività, perché poi ricordiamoci sempre che noi siamo associazioni senza fine di lucro, quindi non abbiamo introiti economici se non l'aiuto delle aziende locali che sostengono tutte queste iniziative. E che sono sempre molto disponibili. Esatto, anche la cena del 25 gennaio fatta appunto per la violenza sulle donne è stata tutta donata dagli sponsor, e quindi i nostri ringraziamenti vanno sempre a tutti coloro che ci sostengono. Qui nella giacca noi poi per quello andiamo con una riga di sponsor che ci sostengono e ci danno una mano. Questi sono scritti, altri sono dietro le quinte che magari non si vedono, ma sono lì e sono sempre presenti, quindi un grazie a loro. E Anna, sicuramente ci troveremo per organizzare questa cena. Sicuramente. Allora io ringrazio tantissimo Fabio Mariuzzo, presidente Asso Cuochi di Treviso, ringrazio tantissimo Anna Albarello Baschirotto, cofondatrice assieme al marito il professor Giuseppe Baschirotto, Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto. Grazie tantissimo. La posta di Mirella. Grazie.
con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las gregas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasador. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las gregas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasador. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos su seta, canarreo y